viale ingiallito d'autunno, tristemente m'hai detto è finito l'amore più vero, il più puro, il più splendido amore. Ma una lacrima bagna il tuo viso, quella lacrima dice al mio cuore: non potrò lasciarti più, mai più, mai più, perché nel mio destino ci sei tu. Non ci lasceremo mai, lo sai, l'amor che ti giurai vive ancor di più. Tutta una vita di dolcezze, di tenerezze non può svanire. I lunghi baci, le carezze, le dolci ebbrezze non sa mentir. Lasciam parlare il cuore che vive in ansietà, che trema di timor, che vuole questo amore. Oh, ne morrà. Non potrò lasciarti più, mai più, mai più. La gioia ed il dolore sei tu. Potrò lasciarti più, mai più, mai più, perché nel mio destino ci sei tu, ci sei soltanto tu. Buongiorno, buongiorno, questa canzone Viale del Tramonto cantata da Carla Bruni del 53 la dedico a tutti i miei diversamente giovani che sono tantissimi, perciò veramente grazie di esistere, grazie di chiamare Sveglia Veneti, se avete qualche problema io quello che posso lo faccio, però veramente vorrei sempre dirvi grazie, grazie di quello che state facendo ancora adesso per noi, cercando di far emergere quelle cose squallide tipo la solitudine con la quale vi hanno lasciato, le pensioni bassissime dopo una vita di lavoro, ma che lavoro faticoso. Ecco, io spero veramente di cercare di portare in evidenza, perché queste sono le cose importanti, altro che girarci attorno, aiutare la solitudine, specialmente queste persone, e pensano sempre ai giovani, invece penso anche ai diversamente giovani, che forse hanno più diritto di tanti giovani, che è troppo facile chiedere sempre scusa, scusa, dopo, ma ci sono anche poi quelli veramente bravi che io porto avanti. Detto questo vi presento subito i due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Nicola Zamuner, campione del mondo della canoa polinesiana. Calma, perché bisogna specificare bene. Eccolo qua, ciao Nicola. Salve a tutti. Grazie di essere ritornato. Abbiamo collegato da Arezzo il professor Marco Apollonio, professore ordinario di zoologia. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora professore, cosa ci racconta? Io ho messo viale d'autunno perché secondo me l'Italia è proprio su un viale d'autunno che non veniamo fuori in tutti i sensi, anche col clima, non si riesce più a capire che clima abbiamo, ma soprattutto l'ambiente. Ecco, lei è un esperto di zoologia, cosa ci racconta professore? Ma guardi, cercando di essere ottimista, che è nella mia natura, anche se sono un diversamente giovane come credo si veda, guardi, il problema è che ormai il cambiamento climatico è qualcosa che, nonostante
ci siano ancora alcuni ostinatissimi che lo mettono in dubbio è un fatto. L'abbiamo visto tra l'altro purtroppo drammaticamente nelle ultime settimane con quello che è successo in Emilia-Romagna. E questo fenomeno che, voglio dire, è avvenuto altre volte nella storia della Terra. Il problema che stiamo affrontando ora è che ha una velocità assolutamente nuova, perché è causato da noi e non è causato da eventi come cambiamenti dell'asse terrestre o cose di questo genere. Questo fenomeno sta entrando un po' in tutti i campi e ce ne sono di serissimi come quello che ho appena citato, ce ne sono di comunque gravi che riguardano il nostro ambiente. E una cosa che ci ha portato a dialogare oggi è proprio l'iniziativa che stiamo prendendo in provincia di Belluno, Vicenza e Treviso sul Monte Grappa per studiare come i camosci alpini reagiscono al cambiamento climatico, che è un problema grosso perché sostanzialmente colpisce soprattutto le specie adattate ad ambienti freddi, tra cui il camoscio, e che sono in crisi un po' su tutto l'arco alpino, perché come puoi immaginare specie abituate a un certo clima di fronte a un cambiamento abbastanza brusco del clima hanno grosse difficoltà a riuscire a sopravvivere e a sopravvivere soprattutto come popolazioni, quindi a continuare a riprodursi con la stessa velocità, a continuare a occupare le nostre montagne. E questo non è vero soltanto per il camoscio, è vero per lo stambecco, per le lepri bianche, per anche piccoli mammiferi come le arvicole delle nevi, che sono delle piccole arvicole che vivono ai limiti anzi molto oltre la vegetazione arborea fino a 2500-3000 metri. Ecco, quello che noi vogliamo fare è cercare di capire come questa specie riesce ad adattarsi a questi cambiamenti, sfruttando un ambiente, il bosco, che per i camosci non è sempre comune, sempre usualmente utilizzato. Quello che si vede succedere su tutte le Alpi è che le popolazioni che vivono fuori dal bosco stanno diminuendo e soffrendo molto il problema della temperatura che aumenta. Le popolazioni che stanno nel bosco sembrano cavarsela meglio e noi cerchiamo di capire perché. Se lei pensa che il camoscio è un po' l'animale simbolo delle Alpi, in tutte le Alpi italiane è l'unica specie che è riuscita a sopravvivere anche nei periodi difficili in cui per la fame questo gruppo di specie, gli ungulati selvatici, venivano cacciati, mangiati e fatti sostanzialmente scomparire dal territorio nazionale, e che adesso comunque abbiamo popolazioni di 130-140 mila capi, in diminuzione però, capisce che insomma, è utile e secondo me è importante capire questi fenomeni per non subire le conseguenze ma cercare di anticiparle, le conseguenze del cambiamento climatico. Non è sempre facile, ma noi vorremmo provarci. Professor Apollonio, la mia domanda è questa: ma noi culturalmente siamo preparati a convivere con gli animali in generale? Perché noi vediamo altre realtà in altri paesi che convivono con gli orsi, con i lupi, con tanti animali. Noi facciamo fatica a convivere con molti animali che invece dovremmo rispettare di più. Però ci vuole cultura, ci vuole prevenzione, ci vogliono investimenti su questi, perché poveretti loro, come ha spiegato lei, cosa devono fare? Si stanno spostando perché dove era una volta il loro clima ideale non c'è più. Cercano di trovare dei rifugi alternativi come fa l'uomo. L'uomo si imbarca molti perché dove vive non ce la fa più, perciò si sposta e così fa l'animale. Ecco, il rispetto per questi animali, perché noi la prima cosa che sentiamo, mi scusi professore, è uccidere. La prima parola che si sente: bisogna uccidere, sono troppi. Io non sento mai qualcuno che spieghi invece come si può migliorare, visto le persone esperte che abbiamo, e lei questa mattina, che ringrazio, è una di queste, la competenza. Io sento parlare delle volte persone che non c'entrano niente, non sanno niente. Ecco, la prima frase uccidere, ma si può continuare con questa frase invece parlare di investimento, di conoscenza, di cultura? Perché io vedo poi che i giovani sono molto vicini all'ambiente, agli animali, tanto è vero che le associazioni animalistiche hanno giovani all'interno, sono solo là
nelle altre associazioni di volontariato non ci sono, perciò vuol dire che sono attratti, sono intrigati dall'ambiente e dalla natura, o sbaglio, professore? Ma guardi, lei ha detto, signora, un sacco di cose intelligenti che purtroppo non sentiamo dire spesso dai nostri politici. E la principale di queste è che se si vogliono gestire le convivenze con il nostro ambiente bisogna investire e bisogna soprattutto tener presente che questa componente del nostro mondo esiste, cosa che non è francamente stata fatta negli ultimi decenni, perché quello che è successo in Italia è che in parallelo a un aumento degli animali selvatici assolutamente sconosciuto nel recente passato, lei consideri che noi abbiamo una situazione faunistica che è confrontabile con quella dell'Italia del 1600. Dopo abbiamo sempre avuto meno animali di quanti ne abbiamo adesso, per le ragioni che le ho detto prima. Adesso noi siamo in una situazione in cui, come ha detto giustamente lei, abbiamo, per esempio, soprattutto con i grandi mammiferi, continui episodi di difficoltà di convivenza e via dicendo. Ecco, di fronte a questo, quello che si è fatto è stato smontare interi sistemi di gestione nel nostro paese, perdere un sacco di competenze e sostituirle col nulla. E quindi è chiaro che il problema c'è, è grosso e si pone esattamente nei termini in cui l'ha posto lei, e cioè c'è la necessità di capire come convivere in modo adeguato con tutta una serie di diciamo così conoscenze. E questo è un altro progetto che stiamo facendo da tempo in Veneto, lavorando sulla prevenzione dei danni da lupo alla zootecnia, perché è chiaro che diciamo di fronte, da un lato c'è la necessità di convivere, rispettare gli animali selvatici, dall'altro c'è quella di non mettere in difficoltà attività economiche importanti da cui persone ricavano da vivere e quindi vanno rispettate. Ecco, questo è più o meno lo sforzo che andrebbe fatto e quello che noi cerchiamo di fare. È possibile a certe condizioni, cioè avendo un atteggiamento il più possibile laico, se mi passa il termine, cioè privo di ideologie rispetto alla gestione degli animali selvatici, che non vanno né demonizzati, e quindi, come dice lei giustamente, non è che si può pensare che l'unico modo per gestire una specie sia uccidere un certo numero di esemplari e dopo abbiamo risolto i problemi. Nel contempo però non vanno neanche considerati come non sono, cioè dei peluche alla Walt Disney. Gli animali selvatici sono animali selvatici, rispondono a delle regole molto precise, noi le dobbiamo conoscere, ci dobbiamo comportare di conseguenza, non dobbiamo fare errori anche proprio banali. Lei avrà sentito sicuramente parlare del problema dei cinghiali a Roma. Mamma mia. Parlando con un ex sindaco di Roma, lui mi dice: ma secondo te cosa bisognerebbe fare? Io gli ho detto: molto semplice, togliere le tonnellate di immondizia che ci sono a Roma dappertutto, che sono un buon modo per dar da mangiare ai cinghiali, che essendo animali che si spostano dove c'è il cibo, entrano in città e ne fanno ampio uso. E questo avrà visto anche lei, tutti i post o i filmini di cinghiali che entrano e escono da cestini, da bidoni dell'immondizia e cose di questo genere. Anche e perché, professore, mi scusi, parentesi, non è che siano arrivati da soli questi cinghiali, qualcuno li ha portati e poi passano il cerino e nessuno ha colpa. Signora, purtroppo questa qua è una cosa che va detta con chiarezza. Gli animali si spostano, i cinghiali sono arrivati semplicemente perché sono aumentati di numero al punto tale che si sono andati a cercare il cibo dove lo trovavano. E le assicuro che c'è molto più cibo in una strada a Roma che in un bosco adesso, per cui chiaramente lei si trova i cinghiali a Roma. E lo stesso discorso vale per i grandi carnivori, cioè non vogliamo avere il lupo alle porte, cominciamo a non mettergli fuori della roba che poi a dargli da mangiare, in buona sostanza, no? E anche lì si tratta di gestire con un po' di intelligenza. Lei ha sentito sicuramente tutti i problemi creati con la tragedia che c'è stata con l'uccisione di quel ragazzo da parte dell'orsa, e i discorsi adesso ne togliamo 70. Io l'ho già detto tante volte, lo ripeto e mi scuso per quelli che avranno già sentito, ma dico, è assolutamente assurdo dire ne tolgo 70, perché 69 di quegli orsi uno non li vedrà mai,
non creeranno un problema che sia uno, faranno gli orsi. Poi c'è quell'unico orso problematico e quello lì va rimosso, perché non puoi accettare che le persone vengano ammazzate se vanno a correre in un bosco. Però voglio dire, un conto è fare una operazione sensata con un obiettivo preciso, un conto è sparare nel mucchio dicendo ma sì, io adesso li tolgo tutti o ne tolgo la metà, che è senza senso e non lo possiamo più fare. E questo è il punto, cioè in un paese come il nostro non ci sono più le condizioni per fare discorsi di questo genere. La ringrazio professor Apollonio, è stato molto chiaro, spero che qualcuno abbia capito molto bene cosa si può fare, cosa non si può fare, ma soprattutto si deve investire se si vuole fare prevenzione, non c'è niente da fare, è inutile che ce la giriamo, ecco, la politica deve capire che deve investire sulle cose utili anche per la salute pubblica e la sicurezza, che sono molto importanti. Allora, prima di passare a Nicola Zamuner diamo la parola al nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire che la montagna una volta era degli alpinisti e dei pochi eletti che andavano in montagna. Adesso che c'è milioni di persone che vanno in montagna, gli ha fatto un business della montagna e non possiamo lagnarci di quello che dice. Perché dobbiamo creare gli altri? Tutte le piste, milioni, migliaia di chilometri di piste di sci. Una volta era di caprioli, di tutte le bestie che vivevano in montagna. Adesso purtroppo viviamo cava tutto. La colpa è dell'uomo, l'ingordigia, del progresso, i soldi, il business. Una volta vivevamo con pan e marmellata, pan e burro, pan e lingua è nostra lingua e basta. Adesso bisogna andare qui nelle regioni in montagna, bisogna andare, ma amore Dio, se è giusto, se noi viviamo e a terra roviniamo noi altri, facendo case, guarda cosa che siete case, le cose in montagna, una volta che era solo italiano, legno, non era altro, perché mi dice tanti anni che vado in montagna, andavo dai suori a Cortina negli anni 50, pensa a te. E ora, adesso che se quello che ti vuoi, queste piste di sci, vostri anni tanti anni andavo a Andalo, spro maggior, spro minore, che senz'altro savarà. Io i primi ho uscito a portare via, delle latterie solo, gente che fa formaggi. Dopo erano tutti entusiasti, adesso non le comoda più, perché in tanti. Ma se umano che se ti porti 3-4 coppie di orsi, dopo 20 anni, 30 anni, li diventa 100. Come umani, non c'è altro che fa quello che facciamo gli altri. Allora non potremmo lagnarci, perché purtroppo noi altri che creiamo queste robe che viviamo via, come che ne dice di altre persone e ne invade al nostro posto, dove che viviamo. Mirella purtroppo, mi scrive, la rovina tutto, allora che mi vivono tanti anni, ma non è vero che una volta stiamo meglio adesso, perché viviamo di più, abbiamo di tutto, però non sappiamo il limite che abbiamo di consumare. Consumiamo de manco un poco di tutto e il mondo dura di più e ne dura anche per i nostri nipoti. Cara Mirella, ti saluto, mi dispiace non dover parlare con il figlio giovane che fa il canottaggio. Dopo te parlerà, dopo lo sentirai. Grazie al nostro Rinaldo da Venezia. Allora passiamo proprio a questo trailer che ha portato il nostro Nicola Zamuner e poi lo presentiamo e commentiamo anche questo trailer. Il mondo, visto dall'acqua, è tutto da scoprire. Andare in fiume è come fare un viaggio dentro se stessi. Ci sta che uno sbagli, ma con il tempo impari a comprenderla il fiume. Riesci a leggerlo, seguendo le sue linee. Se lo si ascolta, il fiume ti suggerisce quell'unico passaggio
in cui l'acqua non fa rumore. È lì che bisogna andare. Eccolo qua il nostro Nicola Zamuner che spiegherà anche l'importanza degli investimenti, perché per fare le cose Voschei, come sempre, anche se sono fatte bene, ma se non arriva, non ti foraggiano, caro Zamuner, mi dispiace per te, non si va da nessuna parte, dalle Dolomiti a Venezia, però il percorso è ancora lungo. Allora, perché hai deciso di fare questo e perché questa canoa polinesiana? Prego Zamuner. Allora, io vengo dalla canoa, il wild water, vale a dire l'acqua selvaggia. Per anni mi sono allenato in Piave e da lì ho fatto una crescita nel mio territorio naturale, quindi anche parlando di ambiente, ho 52 anni, io ho visto l'evoluzione man mano che cresceva dei problemi climatici sul territorio, quindi sia nell'arco dell'acqua e sia nell'arco anche della strada. Nasco dalla canoa e pian pianino mi sono spostato allo stand-up paddle. Lo stand-up paddle non è altro che una tavola da surf dove si sta in piedi e si pagaia. Con l'amico Daniele Scarpa abbiamo vinto il mondiale nel 2008 a Sacramento, in California, e con lui ho solcato l'Oceano Pacifico e l'Adriatico. E quindi da lì mi sono avvicinato alla canoa polinesiana per problemi, in senso che la canoa che praticavo da atleta che sono stato, ho vinto 30 titoli italiani, non pochi, quindi ho dovuto cambiare la posizione, perché sennò l'atleta corrode le proprie articolazioni nell'usura. Quindi ho cambiato intelligentemente proprio la posizione, sedendomi, e quindi da lì ne è venuto nel 2008 uno splendido mondiale che abbiamo vinto lasciandoci la Nuova Zelanda, i francesi e gli hawaiani dietro di noi, quindi è stata un'impresa per noi storica. Allora, tanti anni tu l'ambiente l'hai potuto vedere da un'altra angolazione molto importante. Ecco, rispetto a quello che ha detto il professor Apollonio, tu che ambiente hai visto? Gli anni passano, cos'è che vedi? Perché tu continui a fare questo. Allora, intanto, come ti dicevo, la prospettiva è cambiata anche alzandomi in piedi. Alzandomi in piedi, che adesso non sono più in ginocchio, ma mi sono alzato, mi sono elevato sulla tavola, quindi devo essere in equilibrio. Infatti il film che voi avete visto e che dopo magari ne parleremo su questo, devi essere in equilibrio con l'ambiente. In equilibrio proprio, il concetto è proprio quello, tu vedi una persona, infatti il film, il trailer che adesso è stato presentato proprio lunedì a Ponte di Piave, ha fatto vedere completamente il cortometraggio completo dei 13 minuti che non avevo neanche portato alla Biennale, perché questo film è andato alla Biennale, doveva fare un percorso di Cinema Festival che purtroppo non ha fatto e questo è un peccato, perché volevo portare al mondo questa possibilità di far vedere il territorio del Veneto per le sue bellezze che ha, perché effettivamente ha delle bellezze che non abbiamo mai neanche visto, è quello il problema, neanche mai visto. E io ho avuto la fortuna, alzandomi in piedi, di vedere certi posti e certi luoghi che l'uomo neanche non sa, ok? È la verità questa. Professor Apollonio, come commenta? L'uomo non conosce il proprio territorio, non sa neppure le bellezze che abbiamo. Secondo lei, facendo vedere di più, facendo conoscere veramente le meraviglie, ecco, forse ci sarà più rispetto, ecco, il capire la bellezza del territorio, della natura, dell'ambiente in particolare, perché qui parliamo di ambiente, prego. Ma guardi, quello che ha fatto vedere tra l'altro è molto interessante, io non conoscevo l'esistenza di questa specialità ed è stato bellissimo il filmato e credo che abbia colto il segno di quello che sta dicendo lei, e cioè conoscere il proprio territorio aiuta a capirlo e a rispettarlo,
che è un po' il problema che abbiamo nel complesso in Italia, dove come sappiamo insomma, c'è stato un grande spostamento di popolazione dalle aree montane, collinari alle città, dopodiché abbiamo un ritorno in forma di turisti, di popolazione in ambiti dove queste persone si trovano come degli estranei, no? A differenza di quello che accadeva un centinaio d'anni fa, dove la gente viveva in questi posti. E ritornare a conoscerli, secondo me, ci aiuta a capirli e anche a capire cosa sta succedendo, perché è chiarissimo da quello che ha detto l'atleta che ha appena parlato, che percorrendo un fiume tutti i giorni, io vado a pesca, quindi ci vado tantissimi tempi sempre sugli stessi fiumi, uno impara a vedere i cambiamenti, si rende conto di quello che sta succedendo ed è più pronto a comprendere quello che vede. E questo qui sarebbe forse la chiave per promuovere dei comportamenti responsabili da parte di tutti. Ma perché, professore, non si fa questo? Perché non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. La conoscenza è il primo anello per il rispetto. Tu conosci, perciò rispetti. Quello sì. Che io mi meraviglio, che anche all'interno delle scuole, io vedo questi ragazzi, ma non solo nelle scuole, anche in certi centri dove ci sono queste fragilità, non li spostano, non gli fanno conoscere quella che è la natura, perché la natura è una medicina anche. Qua si parla sempre di psicologia, ho capito, ma anche la natura può essere una forma di psicologia molto importante se tu porti queste creature a frequentarla, a visitarla, a toccarla con mano, perché così intrighi l'uomo, il ragazzo, la persona giovane, diversamente giovane, invece non si fa. Dove si portano sui soliti posti noti e anche non lontano molto da casa, perché sennò diventa molto impegnativo per qualcuno. Capisci che così non andiamo da nessuna parte? Questi bambini hanno fame di conoscenza della natura, del territorio. I giovani lo stesso, sono loro che manifestano. Vedete qualcun altro che manifesta per l'ambiente o per la natura? O sbaglio, professore? No, è vero, ha ragione, ma poi le dico... L'altro grosso problema, lo dico come padre a questo punto, è strappare i ragazzi dallo smartphone, che non è una cosa banale, che poi diventa la loro principale fonte di informazione, che è un'informazione assolutamente distorta, perché non viene dall'esperienza personale, ma semplicemente dal filmatino di 15 secondi che ti viene propinato e che i ragazzi con meno senso critico associano alla realtà. E purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non è così, e mancano totalmente di quella che invece è l'esperienza personale che ti aiuta a capire veramente un ambiente, a capire dove sei capitato, cioè sulla terra. E questo, guardi, io credo che si possa fare anche piuttosto con poco, perché a parte, diciamo, le grandi città, l'Italia è piena di situazioni in cui lei con 15-20 minuti a piedi arriva in un luogo naturale. Adesso le persone che hanno la fortuna di vivere nell'area dove vive l'altro ospite di questa sua trasmissione chiaramente hanno più facilità, insomma tutto il bacino del Piave è un posto meraviglioso, lo dico da uno che è cresciuto a Milano, luogo un tantino meno meraviglioso, però nonostante questo io stavo, diciamo, in periferia e c'erano dei boschetti fuori casa dove girando si cominciava a vedere qualche uccello selvatico anche ai tempi in cui ero bambino io, e quindi la fauna era un tantino meno abbondante. E questo, le dico, è importante perché ci si confronta con ciò che ti circonda avendo un'esperienza diretta, non mediata dallo schermo, come dico, di uno smartphone, che è una cosa che diciamo attira la mia antipatia un po' per questioni generazionali, un po' perché ti sembra che non conti molto di più la realtà virtuale che la realtà vera, ecco. E quindi io credo sì che sarebbe molto utile inserire nei cicli educativi un'esperienza di vita in campagna. Io, cioè, come ha detto, insegno gestione della fauna, un corso internazionale in inglese, e portiamo ovviamente in giro i ragazzi, e ce n'è una parte che
fa fatica a rendersi conto di dov'è e di quello che deve fare, pur essendo tutto sommato un gruppo abbastanza selezionato, perché sono persone che hanno già un interesse specifico. Eppure, professore, una volta, io mi ricordo alle elementari, con una maestra che aveva 30-35 ragazzi e faceva tutte le materie e c'erano anche le fragilità e lei riusciva a fare tutto. Si portavano a conoscere i gelsi, il bacco da seta, le api, ci portavano nel nostro territorio a conoscere la natura, in primavera a raccogliere i fiori, ti spiegava i fiori, le erbe, sparito tutto, sparito tutto. Questi ragazzi pensano che la gallina e il pulcino si compri al supermercato, perché cioè non è la questione che non vogliono sapere, loro continuano a chiedere il perché i bambini chiedono sempre perché, perché vogliono conoscere, vogliono capire, a loro non basta un sì o un no, se gli dici sì devi spiegare il sì, se gli dici no devi spiegare il no e loro capiscono. Il problema è che non li ascoltano più questi bambini. I bambini non conoscono gli alberi, non conoscono i fiori, non conoscono più gli animali. Mi ricordo col presepe vivente abbiamo messo in mano un agnellino, un bambino, sembrava di essere in paradiso questo bambino. Era talmente emozionato che tremava tutto dalla gioia di provare questa emozione. Ma capite cosa stiamo facendo a questi bambini? Abbiamo tolto le farfalle, quelle farfalle enormi che noi abbiamo avuto la fortuna, professore, di vedere, i fiori meravigliosi. Non hanno più niente. Se togliamo anche quel poco che è rimasto e non mettiamo l'attenzione su questo, e qua lo può fare la politica, mi scusi professore, noi non possiamo farlo, non ce la faremo mai se non abbiamo l'aiuto, e mettere all'interno persone competenti, come sta spiegando lei, persone che sanno. Io non posso vedere in commissioni persone, professore, che non sanno neanche di cosa parlano e poi riguardano tutti. Non lo sopporto più, ma bisogna anche dirlo, perché se stiamo sempre zitti, professore, non andiamo da nessuna parte. Bisogna il coraggio di dirlo. Per carità, fate le commissioni, ma mettete persone competenti, che li abbiamo. La mia trasmissione è una dimostrazione. Abbiamo Giusy al telefono, poi andiamo in pubblicità. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al professore. Volevo dire al professore, ma mi sono sempre chiesta, professore, cosa vanno a disturbare gli animali nella savana a fare i safari? Loro sono nel loro habitat. Vuoi vedere gli elefanti, i leoni, le zebre? Ma ragazzi, ma siamo ancora dei bambini a questo punto qua. Ma come al circo, professore? Non sopporto che li fanno fare tutte quelle cose là. Non capisco più niente, professore. Mettono in pericolo anche nella savana mettono in pericolo anche le guardie dei parchi. E anche loro si metteranno in pericolo. Ma cosa vanno a vedere per dire siamo andati a fare i safari, siamo andati in Africa? Dovrebbero vergognarsi. E chiudo qua, professore, la ringrazio. Grazie alla nostra Giusy, e forse vengono a casa anche con qualche trofeo di animale, poveretti. Prego, professore. Ma guardi, la gestione della fauna nei paesi del terzo mondo è una cosa complicata, essenzialmente dalla condizione delle persone. Prima ancora del problema che ha rilevato lei, c'è il problema di aver cambiato il volto di interi continenti cercando di fare una brutta copia dell'Europa e non esserci riusciti. E il risultato di tutto questo, tra l'altro, è l'ondata di povera gente che arriva in continuazione in Europa immaginandosi di trovare chissà che cosa, perché li abbiamo convinti nel tempo che il nostro è un sistema meraviglioso e che loro dovevano cambiare vita, cosa che hanno fatto senza troppo successo. E detto questo, il problema che ha rilevato lei è un problema che c'è quando viene gestito male, perché di fatto riuscire a far avvicinare, non dico il grande pubblico, perché andare a fare un safari non è esattamente come andare a comprare un pacchetto di gomme da masticare al supermercato, comunque alla natura non è male, è male quando viene fatto in modo consumistico, in modo, appunto, come ricordava lei, tale per cui diventa un problema per gli animali selvatici. Considerate che comunque è l'alternativa rispetto all'uso, diciamo, venatorio, diciamo, più deteriore, cioè quella della caccia al trofeo
per il trofeo della, diciamo così, abbattimento abbastanza indiscriminato, che è un'altra cosa che abbiamo fatto noi europei per decine, se non centinaia di anni in posti come l'India o l'Africa, e che ha creato dei danni infinitamente superiori a quelli che possono comunque esistere del turismo organizzato male. Più in generale, avere un rapporto equilibrato con gli animali selvatici, che non esclude il loro utilizzo, se è un utilizzo intelligente. D'altronde, voglio dire, con l'unica eccezione dei vegani, noi tutti mangiamo animali che alleviamo, però con un atteggiamento che non sia quello di non vedere un domani e soprattutto non assicurare un domani ai figli che abbiamo, ai nipoti che abbiamo, togliendogli sostanzialmente il mondo come l'abbiamo conosciuto noi, che è un po' il grosso rischio che stiamo correndo per alcune specie. Purtroppo. Abbiamo Maria da Bovolente, poi andiamo in pubblicità. Vai Maria. Ciao Mirella. Ciao. E un buongiorno al professore. Niente Mirella, io volevo dire al professore che ormai gli animali non ce ne sono quasi più. Guardi, io professore vedevo le rondini quest'estate anche qua nel parco, nel piccolo parco che c'è giù, qualche anno fa ce n'erano. Io ne ho visto una di numero e poi non ne ho viste più. Le raganelle, in dialetto si dice racoete, ecco. Quelle verdi, non le sento più da anni. Le lucciole, quelle che fanno chiaro alla notte, no quelle altre, quelle che fanno la luce, non le ho più viste. Ecco. Poi le rane non le ho più viste. Io non lo so se andiamo avanti così, perché sono utili anche agli orti, ai campi che mangiano i piccoli insetti che sono dannosi alle verdure e tutto quanto. Ma se andiamo avanti così, e le api adesso stanno facendo dei salti mortali perché si producono ancora, perché stanno scomparendo. Se scompare quello, l'umanità è finita. Professore, no, si uccide e basta, sempre si uccide e la facciamo finita così e basta. Purtroppo a questi ragazzini, proprio come dice la Minella, non conosco più niente, addirittura neanche l'uomo non conoscono. Beh, per favore, professore, la saluto e una buona giornata a lei e la Mirella. Ciao Mirella cara. Ciao Maria, grazie, pubblicità. E partiamo adesso con Nicola Zamuner, campione del mondo di canoa polinesiana, ma anche promotore della footbike. Dobbiamo parlare anche di questo, ma adesso iniziamo con l'ambiente. Ecco, questo ambiente che tu conosci da tanti anni, cos'è che trovi? Cosa vedi in questo ambiente? Che animali hai fotografato, hai visto? Perché veramente noi non sappiamo, perché non conosciamo questi luoghi. Prego. Intanto, per farti capire cosa servono anche i professori, i maestri, da giovane età che ero alle elementari, mi prendevano e mi portavano nel Piave, proprio a vedere realmente com'era l'ambiente e mi spiegavano le cose. Okay? Ci giocavamo proprio con le pietre, quindi quello che una volta mi insegnava il mio papà, me lo raccontava anche il professore, il maestro. E quindi già questo è un imprinting, il rispetto per l'ambiente ad una determinata età. Però adesso portare un bambino in un luogo importante, perché per me è una palestra di vita, non è solamente il Piave, come tanti lo definiscono, grande guerra, hai capito? Il Piave viene concepito proprio, se tu pensi al Piave pensi alla morte. Alla morte, perché quanti morti sono successi lì? Tanti. Io invece lo vedo da tutto un altro aspetto. Infatti se tu mi hai visto su quel trailer, io ero nudo completo, in senso nudo completo, sì. Ero spogliato e scendevo in piedi, instabile. Quindi un esempio da dare, ma anche da trasmettere. Quindi ci deve essere una sintonia tra l'uomo e l'ambiente. Sì, ma siccome siamo curiosi, che animali hai visto? Allora, lontre. Lontre che sono difficilissimi da vedere. Io le lontre ultimamente le ho viste dove? In uno zoo.
lontre, ne ho viste delle lontre, piccole addirittura, che si spaccavano il mangiare. Se tu parli col professore penso ti dica la stessa cosa, è difficilissimo da vedere. Di storioni anche da 1,5 metri, animali preistorici, perché sono dei pesci preistorici, quindi che hanno una conformazione con una cresta che sembrano veramente preistorici, li vedi come dei dinosauri. Volpi con i cuccioli, cioè caprioli, cioè. Pensate cosa... E qui nel nostro non è che sono andato... Sì, chissà dove. Ecco, quindi l'interesse che avevo era di far vedere un antico al moderno, cioè i zattieri una volta venivano giù portando i legni, ok, dove hanno costruito Venezia. Abbiamo anche fatti vedere, li abbiamo avuti anche ospiti. Abbiamo Lino da Mantova, se no mi cade la linea. Ciao Lino! Buongiorno signora Mirella. Ciao. Buongiorno. Complimenti alla trasmissione, vi seguo sempre perché siete troppo interessanti. Grazie. Allora voglio complimentarmi con questo signore che parla adesso, molto la natura, bisogna lasciarla stare, non portare qui però altri animali che possono dopo inquinare i nostri fiumi. Lo storione, abbiamo degli allevamenti qui su Mantova, va bene, però non bisogna rilasciarli perché sono mangiatori e poi ce n'è uno ancora più grosso che adesso non mi viene il nome, che è più di 1 quintale, quello mangia tutto, fa niente, ma la natura però lasciarla stare perché anche le zanzare, e danno da mangiare i pipistrelli, ne mangiano 10.000 ogni notte, tutto, le rane come ha detto quel signore precedente, tutto serve, il Signore ha creato tutto e tutta è un'evoluzione che deve andare avanti così. E dopo il signor Mirella e a quel signore vorrei dire, come mai parlate un po' poco dell'agricoltura biologica? Io non voglio dire l'azienda, io sono ex commerciante e avevo sempre i prodotti biologici, va bene, e tuttora prendiamo i prodotti biologici garantiti italiani, eccetera, eccetera, senza pesticidi. Ma perché i contadini non vogliono capirle di usare meno pesticidi, che fa morire tutto? Ci sono le risaie qui dalle nostre parti che non c'è più neanche una ranetta, niente, perché fa morire tutto. Devono capire i contadini di accontentarsi di guadagnare quel po' di meno, non sulle piante veleni. Io dopo la lascio, vi ringrazio. Ho 28 piante da frutto io a casa mia, abito in città, ho molto, però io non sto lì a spiegarvi. Biologico e non spendo nulla e le piante sono tutte sane, tutte, mi hanno insegnato uno dei più grandi esperti di prodotti biologici ancora 30 anni fa, 40. E io non è mica vero che ci vogliono quello che dicono i contadini, è perché hanno paura di perdere il chilo di frutta ed ora di finirla, perché dopo muoiono la lumachina, muore quello. Vi tolgo il disturbo, vi ringrazio e complimenti signora Mirella e i suoi ospiti per la trasmissione, grazie. Grazie a te Lino, non disturbi mai, la faccio per voi la trasmissione, siete voi i protagonisti, ci mancherebbe. La sentiamo come commenta il professor Marco Apollonio, sia quello che ha detto Lino ma anche quello che ha detto il nostro Nicola Zamuner. Prego. Ma, non posso che essere d'accordo con quello che ha detto il signor Zamunel, perché diciamo chi meglio di lui che vive in modo quotidiano un fiume bellissimo come il Piave può aver visto cosa. Ecco, questo è chiaramente non è che possiamo fare tutti gli atleti olimpionici, però cercare di aumentare la quantità di tempo che noi passiamo in ambiente naturale potrebbe essere un buon modo, come dicevo prima, per capirlo meglio. Tra l'altro molto interessante questa osservazione che ha fatto sulle lontre, perché sono animali di una rarità assolutamente notevole. All'elenco di specie che ha fatto lei le aggiungerei un paio di specie, perché ci stiamo lavorando in questo periodo proprio sul Piave, che sono i cervi e i lupi, che sono in rapporto, visto che i secondi si mangiano i primi, e che frequentano abbastanza comunemente il greto dei fiumi, del Piave. E su tutto ciò che è stato detto sulle specie perse anche dalla
dalla persona che ha fatto il precedente intervento. Ma sapete, noi in Italia abbiamo delle specie vincitrici e delle specie perdenti. Chiaramente le specie vincitrici sono i grandi mammiferi che sono ormai più o meno dappertutto, anche nelle grandi città. Abbiamo citato l'esempio dei cinghiali a Roma, ma è solo uno dei tanti. E poi ci sono le specie perdenti, che sono essenzialmente tutti gli uccelli insettivori, che è verissimo, stanno diminuendo in modo drammatico, rondini comprese. Gli insetti impollinatori, la Comunità Europea ha una serie di programmi di tutela riguardanti proprio gli insetti impollinatori, in particolare le api, proprio perché è riconosciuta la loro importanza ed è riconosciuto anche il fatto che stanno quasi estinguendosi nel nostro paese, con grandissimi problemi, perché sono gli insetti che permettono alle piante di riprodursi, quindi non è esattamente una funzione ecologica banale. E siamo sull'orlo di un precipizio. Caderci o no dipende da noi, e credo che sarebbe una buona idea cominciare a prendere sul serio queste cose e non usarle soltanto così in modo episodico per campagne elettorali, tra l'altro non proprio brillantissime sotto il profilo intellettuale, in cui si cerca di, diciamo, demonizzare una specie o così. Bravo professore che l'ha detto, bravo professore, bisogna dirle le cose. Allora andiamo a vedere questo video bellissimo, la favola di Bianchino il capriolo, e poi lo commentiamo e salutiamo gli ospiti. Allora parliamo intanto con il nostro Nicola Zamuner, in attesa che riescano a trovare questo video che ho scritto. Allora Nicola, come commenti queste parole anche dalle telefonate che abbiamo ricevuto? Le persone sono molto vicine al territorio, però poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Bisogna, come ti dicevo ancora prima, partire dalla tenera età. Secondo me l'arma vincente è preparare i giovani. Bisogna scatenare la passione nei ragazzi. Quindi la passione per le piccole cose, le semplici cose, le cose belle che abbiamo. Quindi direi che oltre ad avvicinarsi ad una passione che può essere lo sport, in questo caso, ma può essere il canto, può essere l'arte, può essere tantissime altre cose, direi che l'ambiente in prima di tutto. Tanto per dirti, anche coltivare delle piante a casa, è una cosa semplice, però insegnare ai ragazzi questo. Avere il rispetto anche a scuola per la pianta. Tu hai delle figlie, mi dicevi, 2 figlie. Le tue figlie conoscono l'ambiente, la natura? Le porto spesso in Piave proprio per camminare, per vedere. Quanti anni hanno? Una ne ha 20 e l'altra ne ha 14. E da quando hai iniziato a far conoscere l'ambiente e la natura? Da sempre. Allora andiamo a vedere, non troviamo questo, ma andiamo... Niente, non riusciamo, niente. Allora andiamo avanti col professore. Allora, professore, ha sentito le parole anche di Nicola Zamuner. Ecco, questi bambini, questi ragazzi che si li aiuti da piccoli a capire il territorio assieme, ecco, forse anche là iniziamo a avere un ambiente diverso, perché io sono dell'idea, e sono molto convinta di questo, che i bambini, i ragazzi rispettano l'ambiente, a parte i casi negativi, ma lasciamoli perdere per cortesia. Gli esempi, quando c'è la raccolta differenziata, sono loro, ma li avete visti con quale entusiasmo raccolgono le immondizie che gli adulti, perché sono loro, che getto anche sopra di ogni sospetto delle volte. Ecco, con quale cura e quale passione? Forse dobbiamo coinvolgerli di più nella natura, nell'ambiente, o sbaglio, professor Apolonio? Ma guardi, tra l'altro mi ha incuriosito perché, diciamo, condivido con l'altro ospite di questa trasmissione appunto l'esperienza di avere una figlia e di averla portata a fare tutto quello che facevo. Quindi lei a 10 anni aveva visto più cose e più animali di quanti ne avessi visto io a 30, ma questo provoca esattamente l'effetto che dice lei, e cioè crea persone che poi
diventando adolescenti cominciano a seguire meno i padri. Adesso non so, l'esperienza del signor Zamunel, la mia è questa, però restano estremamente attente a quello che fanno. Anche, devo dire, e soprattutto per la gestione dei rifiuti, per i comportamenti rispetto all'ambiente, l'attenzione a non creare danni, a non creare problemi. E questa qui è una cosa che, diciamo, dovremmo fare tutti. Poi è chiaro che ci sono persone che hanno maggiore facilità, come il signor Zamunel, io, per il mestiere che fanno. È altrettanto chiaro però che se tutti i genitori si sforzassero, perché questo parte, sono ancora una volta d'accordo con quello che ha detto il suo ospite, se tutti i genitori cominciassero a portare i bambini in montagna, in campagna, vi dico montagna perché ci sono legato e ci ho passato buona parte della mia vita professionale, avremmo delle generazioni più attente e più responsabili rispetto a quelle che sono, perché i bambini capiscono molto velocemente la situazione in cui si trovano, sono un po' delle spugne per certi versi, e l'esempio ha una grandissima importanza per loro. Allora, mi piace molto, anche secondo me, che vi siate conosciuti, professor Apollonio. Magari Zamunello inviterà a fare una bella gita sul Piave assieme ecco, visto che lei è anche un appassionato, che è un pescatore oltretutto, ma soprattutto la possibilità che abbiamo di vedere questo territorio. Ce l'abbiamo a 2 passi, pensate, eppure bisogna andare a Tenerife, alle Seychelles, non conoscono neppure Venezia, perché molti li lascia la stazione, se non prendono il vaporetto si perdono a Venezia, però dicono sono andato alle Seychelles, alle Maldive, chissà, e noi qua abbiamo una laguna, un territorio che è una meraviglia. Allora forse riusciamo a vedere la favola di Bianchino e il Capriolo, eccolo qua. Ecco le immagini del lieto fine della storia di Bianca e Bianchino, immortalate da Giuseppe Zoppè, che l'ha condivisa con i volontari del Centro Recupero Fauna Selvatica della provincia di Treviso. Quasi una favola, iniziata come tante altre che riguardano gli animali in natura, con una telefonata. 17 di novembre siamo stati chiamati e abbiamo trovato questo capriolo albino, piccolo, quindi un nuovo nato di giugno, e sembrava morto. Una rarità i caprioli bianchi, mai avvistati finora nelle nostre zone. Anche per questo i volontari non si sono dati per vinti e l'hanno portato nella struttura all'interno del Parco Astorga, curandolo da quello che sembrava a tutti gli effetti un avvelenamento. È rimasto qui per un mese, perché poi la liberazione di questo capriolo è avvenuta il 17 di dicembre. Eccole le immagini della sua liberazione tra le colline di Conegliano. La liberazione, come vedete dai video, è stata bellissima, cioè proprio da emozione, da pelle d'oca, come si vuol dire. La paura nostra era che non si ricongiungesse più, perché era già passato un mese, quindi non è detto, perché sappiamo che gli animali albini, in questo caso il capriolo bianco, attrae il predatore e quindi il gruppo lo elimina. E invece Giuseppe, pochi giorni dopo, lasciandoci in questi giorni di agonia, ci ha mandato video e foto del ricongiungimento della mamma e il piccolino, e quindi è veramente una favola di Natale. Un lieto fine che continua e che chiunque con un po' di pazienza può ammirare tra le colline UNESCO, come continua a fare con le sue macchine fotografiche Giuseppe Zoppè. Lui lo monitori giorno e notte, infatti ci tiene in contatto, ci tiene aggiornati sugli avvistamenti, anche lui con una grande soddisfazione di vedere appunto questa famiglia riunita e la salvezza del piccolo, che ormai è diventato un VIP di Conegliano e Collalbrigo. Allora, professor Apollonio, come commenta questa meraviglia che abbiamo visto? Come fai a non avere rispetto per la natura quando vedi un video del genere e guardi questi animali che veramente hanno una tenerezza, ma proprio un'espressione che veramente mi sembrano i nostri bambini quando sono impauriti, sperduti, poi la gioia di ritrovare la loro mamma, bellissimo veramente. Come lo commenta, professor Apollonio? Forse questo dovremmo portarlo nelle scuole? Ma guardi,
È molto bello vedere come le persone si affezionano agli animali. Tra l'altro poi gli animali albini sono molto particolari e così suscitano una grande meraviglia, una grande emozione, ed è anche una storia carina per insomma, far capire che anche gli animali hanno dei rapporti tra individui, non sono cioè noi tendiamo a pensare che gli animali siano qualcosa di diverso, in realtà sono mammiferi come noi e quindi hanno anche loro rapporti familiari che possono essere importanti. Nel contempo, secondo me, bisogna far capire bene che gli individui sono importanti dal punto di vista emotivo, ma quello che è fondamentale è mantenere una popolazione più che un singolo animale. Questo è un messaggio che è ancora passato poco nel nostro paese, però comunque la storia che avete mostrato è molto carina, molto bella, anche una cosa molto quasi natalizia, se mi posso permettere. Grazie, grazie. Allora andiamo a vedere adesso invece, questo servizio Belluno, il Giro del Piave, e poi salutiamo i nostri ospiti. Andiamo a vedere il servizio, il Giro del Piave. Non si fermano gli eventi legati alle due ruote in provincia. Dopo il grande successo del doppio appuntamento con il Giro d'Italia, lo sguardo ora è rivolto all'11 giugno per celebrare l'edizione numero 78 del Giro del Piave. Quest'anno la celebre gara ciclistica partirà da Seren del Grappa e dopo essersi snodata per 140 km nello scenario incantato della Val Belluna si concluderà in gran stile con l'arrivo in Piazza dei Martiri nel capoluogo. Siamo davvero molto felici di poter ospitare la partenza di una corsa ciclistica che fa parte della tradizione ciclistica di questa nostra regione Veneto, per cui davvero c'è tanta felicità. Crediamo che anche attraverso eventi come questo noi possiamo valorizzare un territorio che ha un valore ambientale davvero unico. Darà l'opportunità di vedere questa cartolina meravigliosa di questo territorio e quindi questo connubio sport e turismo che sempre funziona troverà massima espressione anche in questa manifestazione. Qui c'è un'atmosfera, c'è un paesaggio, c'è un turismo, c'è tutto quello che serve per galvanizzare un atleta, specialmente nel ciclismo. 27 squadre, 180 corridori elite under 23 provenienti anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra che si daranno battaglia in questo Tour della Val Belluna che per quasi 80 anni di storia e successi è stato un ambasciatore della promozione del territorio tra le Prealpi e le Dolomiti. Dal 1919 siamo arrivati al 2019 con i 100 anni, più di 100 anni di storia per questo Giro del Piave. Allora, perché questo servizio? Intanto io aggiungerei, scusate, basta che investite, perché una volta passato il Giro d'Italia, se ci spiegate cosa fate, forse cosa avete intenzione di investire, su cosa, forse saremo più contenti. È finito il giro, fine. Allora, però che la bicicletta, perché con la bicicletta tu vedi una meraviglia che non riesci a vederla con la macchina, non riesci a vederla con la motocicletta, riesci a vederla con la bicicletta. Esatto. Tu poi sei un esperto di footbike in Italia, cosa vuoi dire? Come sai benissimo, ho preso la footbike che non è altro che un monopattino muscolare e da quello l'ho sviluppata e adesso formiamo anche gli istruttori con la Libertas, quindi con la footbike riesce ad arrivare dappertutto. È un monopattino, servirebbe addirittura, ve lo dico come preparatore atletico, servirebbe anche per il ciclista. Vediamo se riusciamo a trovare delle immagini, non so perché questa mattina non le ho, ma non importa, andiamo avanti. Comunque è una disciplina ormai diffusa, soprattutto nell'est, nella Repubblica Ceca, nell'Ungheria, nella Francia anche, però la sto diffondendo in Italia perché ci credo, ma ci credo realmente, perché va a muovere completamente tutto il corpo a differenza delle gambe che ha solamente il ciclista, quindi il potenziale è veramente elevato. E di entrare anche su posti dove non potresti entrare con altri mezzi, fare dei giri meravigliosi. Perché è completamente green rispetto addirittura anche della catena con l'olio della bici, quindi questa è completamente diversa e si può fare quello che si fa con una bici. Certo, l'azione è molto più dispendiosa a livello di forza muscolare, però adesso abbiamo anche
le cosiddette bici assistite, quindi di conseguenza con quelle si va a lavorare anche in minor spinta di locomozione e di attivazione muscolare. Quindi ha diversi sviluppi, la sto diffondendo per i ragazzi, perché quello, per esempio sul Giro del Piave, anch'io ho un itinerario oltre all'acqua, ma oltre anche con queste parti qui, con tutto l'itinerario che sta facendo tutta la parte sia di destra che di sinistra Piave, quindi valorizzare tutta quella parte di sterrato. Quindi con la foot bike si può andare sia sul sterrato sia sulla neve, quindi c'è tutto un mondo dietro. E addirittura sto pensando anche al downhill come situazione invernale. Spiega, perché a casa forse non capiscono. Allora, visto che adesso la possibilità di delle piste nel periodo invernale, la neve tarda ad arrivare. Quindi perché non sfruttare anche il potenziale della discesa come locomozione anche turistica con queste bici? Ecco, do un'idea. Io sono qua, se qualcuno ascolta, sente, c'è un numero, c'è un sito, c'è una mail, c'è tutto. Allora, come ci saluta professor Apollonio? Beh, io vi saluto intanto ringraziandovi per l'invito, perché mi ha fatto piacere essere qui con voi. E direi che insomma ci siamo trovati partendo da due mondi diversi, il mondo dello sport e il mondo della ricerca, a dire le stesse cose col vostro ospite. E insomma auguriamoci che quello che cerchiamo di fare da due prospettive diverse ma andando nella stessa direzione arrivi a un risultato, perché direi che mai come adesso ce n'è bisogno. Grazie al professor Marco Apollonio, professore ordinario di zoologia, collegato con noi da Arezzo. Veramente grazie, buona giornata. Professore, vada a provare la foot bike col nostro Nicola Zammunè, fa un bel giro sul Piave, non solo, da Cortina al Piave. Come ci saluti, Nicola? Guarda, intanto mi ha fatto molto piacere conoscere il professor Marco Apollonio e vi saluto col dirvi che dobbiamo aver cura dell'ambiente e avere sensibilità per questo, e partendo dai giovani, che è il mio tema su cui focalizzo adesso, portandoli sia in foot bike che in stand-up paddle. Grazie anche a Nicola Zammunè, campione del mondo di canoa polinesiana, promotore foot bike Italia. Grazie, pubblicità. Grazie. E vi presento subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Elisabetta Ferraro, sopravvissuta alla violenza, collegato da Montebelluna il dottor Antonio Romeo, che voi conoscete, cambiamento maschile plurale, però io partirei proprio con questo servizio per capire cosa sta succedendo. Ecco, e dopo aver salutato i miei ospiti andiamo a vedere questo servizio a Nicca, canale abbassato. Indagini serrate dei carabinieri per risolvere il giallo della morte di Anica Panfile, la 31enne mamma di 4 bimbi, trovata in un isolotto lungo il Piave. Mancano ancora la borsa della donna e il cellulare, che potrebbero dare delle risposte importanti. Questa mattina è stato abbassato il livello dell'acqua del canale della Vittoria, dove si pensa sia caduta Anica. Poi sul posto sono arrivati tecnici del comitato FIPSAS di Treviso. Siamo stati contattati perché c'è stato un abbassamento dell'acqua, il consorzio ha chiuso le paratoie e quindi bisognava salvare il pesce. Nella mattinata sono stati recuperati i pesci. Abbiamo recuperato del pesce in sofferenza perché con l'abbassamento dell'acqua il pesce rischia di morire.
e quindi l'abbiamo recuperato spostandolo a monte dove c'è più acqua e salvando tutto il pesce. Nelle prossime ore arriveranno i carabinieri per setacciare il canale alla ricerca della borsetta e del cellulare della donna. Il telefonino potrebbe dare risposte importanti sugli spostamenti ed eventuali incontri che Anika poteva aver avuto quel drammatico giorno quando è scomparsa. Intanto gli uomini dell'Arma hanno sentito tutte le persone più vicine alla donna e ci sono verifiche anche sugli spostamenti dell'ex marito che dovrebbe essere giunto in Italia. Bisognerà anche attendere gli esiti degli accertamenti effettuati dall'anatomopatologo e le analisi sui vestiti della donna. Molte domande che ancora non hanno una risposta. Anika ha incontrato qualcuno dopo il lavoro? La famiglia intanto è in attesa di avere delle notizie, di sapere chi e perché qualcuno ha voluto strapparla all'amore dei figli. Allora, prima di parlare con la nostra Elisabetta Ferraro, sopravvissuta alla violenza, io vorrei sentire un commento del dottor Antonio Romeo su quello che è stato detto da questo signore che ha detto: abbiamo cercato di salvare e mettere in sicurezza i pesci. Ma quante donne dovremmo mettere in sicurezza tutti i giorni, sapendo benissimo le denunce, le violenze di quelli che si sanno, almeno quelle che si sanno, e non si fa. Non si fa perché la legge non prevede più di tanto. Donne che fanno 7-8 denunce ma si continuano a convivere con questo uomo, con questa persona violenta. Il braccialetto elettronico viene messo solo in casi estremi, dovrebbe essere messo alla prima violenza, al primo schiaffo, perché già da là parte tutto, però non si fa. Codice rosso che funziona ma non so come, la certezza della pena che non c'è, e queste donne che vivono nel limbo, non sanno se sopravviveranno a queste violenze. Prego, dottor Romeo. Sì, buongiorno. Intanto mi permette di salutare Elisabetta, che conosco da anni, che è una bella, brutta testimonia di ciò che accade alle donne, no? Allora, lei ha messo insieme tante cose. Devo dire la verità, molte cose si sono fatte rispetto ad anni fa, anche le leggi. Adesso in Parlamento c'è un disegno di legge, peraltro già approvato dal governo, che ancora migliora la situazione. Però, sa, fondamentalmente, cioè lei mi sente dire la stessa cosa da anni, io continuo a pensare che le telecamere dovrebbero essere puntate sull'uomo, perché le donne, per quante cose possono fare, e alcune le fanno, poi spesso accade che vengono comunque uccise o maltrattate. È chiaro, la prevenzione, quindi giustissimo il discorso, il braccialetto elettronico viene usato troppo poco. I tempi delle forze dell'ordine che arrivano non sono spesso sufficienti, a volte magistratura e forze dell'ordine sono scettiche su quello che dicono le donne, quando in realtà in altri paesi li credono a prescindere. Ecco, ci sono tanti aspetti ancora culturali e giuridici, è tanta roba, non si può discutere in pochi secondi. Quello però su cui io tengo a insistere, proprio perché da molti anni vedo questi uomini, allora come si dice una parola in piazza posso dirla, è che fondamentalmente o riusciamo a comprendere che il problema è solo maschile e quindi dobbiamo moltiplicare all'ennesima potenza i nostri sforzi per aiutare gli uomini ad aiutarsi a cambiare testa, oppure noi con tutte le forze dell'ordine efficienti, con la magistratura efficienti, con le leggi efficienti, avremo comunque donne che vengono maltrattate, offese, maltrattate, stuprate, picchiate, uccise. Quindi sulla prevenzione tutto quello che le dice va bene, non è sufficiente. Non è sufficiente. Vediamo che in parte migliora la situazione in altri paesi, in Spagna, in Inghilterra, però il dato fondamentale, io non so se lei si ricorda quando 30 anni, nel 2005 mi pare in Italia hanno fatto la legge contro il fumo. I primi giorni tutti protestavano, i fumatori, ma come devono andare fuori, la fredda quella. Oggi, dopo tanti anni, se lei in un ufficio, a teatro, al cinema, accende una sigaretta, si sente 50 persone che dicono ma sei matto, spegnere, non si può. Ma non si può non perché queste persone conoscono la legge di riferimento, ma perché hanno maturato una sensibilità per cui non si può fare, fondamentalmente perché non c'è la salute. Ecco, questo problema di violenza sulle donne sarà sostanzialmente modificato, spero anche distrutto, quando
la coscienza pubblica condanna questo totalmente, ma proprio perché capisce che non si può fare. Ma finché cominciamo a dire se l'è cercata, ma anche lei sa com'è, non funziona. Dalla cosa più banale, la manata sul sedere alla collega di lavoro, va bene, che è un reato, ma se lei sente 100 uomini e forse anche 50 donne, sì vabbè, adesso facciamo tante storie per la manata sul sedere. Dobbiamo comprendere concretamente, ma emotivamente, razionalmente, che le donne sono esseri umani che non possono subire nessun tipo di oltraggio, come anche gli uomini evidentemente, no? Parliamo delle donne perché la sproporzione tra le violenze che subiamo noi uomini dalle donne e viceversa è altissima, per quello se ne parla. Però, ripeto, dobbiamo spostare le telecamere sul maschio. Sì, basterebbe conoscerlo però questo maschio, perché molte volte questo maschio ha una maschera che non è la sua, ma è una maschera terribile che non fa vedere. Questa donna ha paura perché non è protetta. I numeri che abbiamo, sarà tanta roba, professore, e lei lo sa che la penso come lei, tanta roba, ma sono troppi i numeri di femminicidi che, nonostante tutto quello che diciamo, questo uomo continua ad ammazzare in maniera violenta. Purtroppo è così, tanta roba, ma questa donna si ritrova sola perché non c'è il dopo panchina, perché non c'è il braccialetto elettronico, come ha detto lei. Il braccialetto elettronico va messo subito, non capisco perché la violenza, lei ha detto, la manata è un reato, e allora si mette il braccialetto elettronico. Iniziamo a mettere il braccialetto elettronico e vediamo come funziona, ma se continuiamo a dire non fare, abbiamo le leggi ma non vengono applicate o sono a discrezione, lei capisce bene che la donna rimarrà sempre più sola, perché l'uomo non vuole neppure farsi curare. Abbiamo Luciano da Mantova e poi passiamo da Desenzano, scusate. Desenzano, Luciano, ciao. Mirella, ciao. Buongiorno al professore e a tutti quelli che ci ascoltano. Buongiorno. Prima di tutto ti ho telefonato perché è tanto tempo che non vi sento. Niente, purtroppo ne abbiamo già parlato di questa violenza, purtroppo mi dispiace, questa signora aveva 31 anni, 4 figli, se non sbaglio Mirella, no? Sì. 4 figli, lui 58, insomma purtroppo mi dispiace, ma c'è sempre stata così Mirella, guarda, io adesso faccio un nome e cognome, e Mauro Corona ha raccontato non una volta sola lì a Rai 3 con la Bianchina, che suo padre ha mandato all'ospedale la sua madre diverse volte, e torniamo indietro 60 anni fa, 70. Poi anch'io ho visto le mie zie scappare di notte, una mia zia con 2 figli e 2 chilometri sotto la... Insomma, Mirella, purtroppo è cambiato il mondo, è cambiato la società. La violenza c'è anche dalle donne contro gli uomini, perché proprio ieri o l'altro giorno ho rivisto la storia di questo giovane che adesso ora ha 43-44 anni, qua ha travagliato a Brescia, che è cieco, invalido al 100%, e gli è arrivato 40.000 euro da pagare di avvocati, e lei ha fatto il secondo figlio e poi in casino. Insomma, la violenza non so più cosa dire. Io sono una persona che ho subito, cosa vuoi che vi dica? Vi faccio auguri, possono fare tutte le leggi che volete, guardate, possono fare tutte le leggi che volete. Io vedo anche storie qua americane in tutto il mondo. Gli ultimi 10 secondi, Modi, presidente dell'India, ha detto: quando nasce femmina in India è la più grande disgrazia che possa capitare a una persona. Vi saluto, tanti auguri, Mirella, brava, vi saluto. Buongiorno. Ciao Luciano, ti ringrazio, mi ha fatto piacere sentirti. Adesso passerei proprio a Elisabetta Ferraro per commentare sia quello che ha detto il dottor Antonio Romeo che quello che ha detto il nostro Luciano, che molte volte ha spiegato la violenza che lui ha subito da una donna come uomo e fa fatica a capire. Ma io direi di parlare di violenza alla persona, o sbaglio? Perché certo, è inutile cominciare a parlare uomo-donna. Il problema è, Elisabetta, non so
se sei d'accordo, che i numeri dei femminicidi sono numeri atroci, è inutile che ce la giriamo attorno, ma anche lui, anche lei, anche l'altro. I numeri dei femminicidi sono atroci e molti si sarebbero potuti evitare se queste donne fossero state ascoltate e protette. O sbaglio? Prego, e raccontiamo la storia anche di Elisabetta Ferraro. Intanto il problema è proprio alla base. Una donna che si reca dai carabinieri per presentare denuncia deve essere creduta. Questo. Poi se questa donna, per ipotesi, sta raccontando delle bugie, lo verificherà il magistrato, lo verificheranno le indagini, ma nel primo momento deve essere creduta. Purtroppo non è sempre così. E continuiamo a dire che le forze dell'ordine devono essere formate, perché quante volte le donne si recano dai carabinieri o dalla polizia e la loro storia viene un attimo un po' sminuita, ma sì, torna a casa, magari è un litigio. Non si può, perché non si sa nel momento in cui torna a casa cosa possa succedere, perché è successo. È successo che donne sono ritornate a casa e sono state uccise. Allora, deve essere creduta. Poi, se non è vera la storia, lo verificherà chi deve verificarlo. E poi la donna deve essere messa in sicurezza. Ok, ci sono le case protette, ci sono le case di fuga. Molte donne però non accettano questa soluzione, perché effettivamente è l'ennesima ingiustizia. È l'uomo che deve essere immediatamente messo in un posto dove non può più, almeno momentaneamente, fare del male. Anch'io sono stata in casa protetta, ho accettato solo per 2 settimane, dopodiché ho voluto uscire perché non lo trovavo giusto. È l'uomo che deve essere semmai incarcerato e fermato, non la donna. Non è una punizione verso la donna e verso i propri figli, perché lasciare la propria casa già in una situazione comunque di profondo malessere, perché una donna che arriva alla denuncia arriva stremata, stanca, stremata e più delle volte depressa. Quindi portarla via dalla propria casa con i propri figli, a volte addirittura in fretta e furia, senza portarsi via nemmeno le cose personali, perché nelle case di fuga e nelle case protette poi ti procurano tutto. È un'ingiustizia. Poi sappiamo benissimo anche cosa, che le misure cautelari, quindi quelle che dovrebbero mettere in protezione, quindi a distanza di 200 metri, a distanza di 500 metri, anche nel mio caso è stata aggravata 2 volte. Il mio ex compagno non mi sarebbe potuto avvicinare a meno di 500 metri, in realtà lo faceva, perché sappiamo benissimo che uno si avvicina, ora che prendi il telefono e chiami i soccorsi, tempo che arrivano e lui comunque intanto va via. Quindi non è questo, ci vogliono delle soluzioni diverse, più forti, che sia chiaro la posizione delle istituzioni, della giustizia verso questi tipi di reato. Allora, il dottor Romeo ha detto anche una cosa importante, qualcosa si è fatto, sì, ma è poco rispetto a quello che si dovrebbe fare, perché come io dico quasi tutte le volte che tratto questo tema così delicato della sicurezza di questa donna, è inammissibile che sia la donna che esce di casa, che viene portata via di casa con i figli. Pensate che trauma, anche se sono piccoli questi bambini o sono ragazzi, le loro cose, la loro vita, la loro storia. Però non si, io domando alle parlamentari donne se riescono a capire che forse anche loro devono far muovere questi uomini, perché giustamente il dottor Romeo dice dobbiamo coinvolgere e parlare con loro. Sì, ma dove sono? Dove sono questi uomini, dottor Romeo, che vogliono ascoltare? Quello è il problema, perché sentire una cosa, ascoltare un'altra. Allora, dove sono gli uomini che vogliono ascoltare questo? Perché è da là che parte tutto, perché la sicurezza non possiamo farla noi come persone, non ce la facciamo, non ce la faremo mai. Sono loro che devono impedire che avvenga questo, con delle leggi che ci sono, applicandole nella maniera giusta, con la tecnologia che abbiamo la fortuna di avere e che va messa in atto e non aspettare, e invece questo non si fa, si continua a rimandare. E allora a che punto siamo? Prego, dottor Romeo. No, lei ha perfettamente ragione, io condivido, sottoscrivo tutto quello che ha detto. C'è un problema culturale fondamentalmente perché, per esempio, l'abbiamo già detto altre volte, se in Italia il 50% dei processi per violenza in famiglia vanno assolti, abbiamo un problema. Come diceva Elisabetta, se spessissimo quando si va dalle forze dell'ordine banalizzano, prolungano, non tutti, non sempre, per carità, però il problema c'è. Ma le dirò di più, che questo problema c'è anche nei paesi nordici, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, dove a livello di parità di genere sono al massimo, cioè in quei paesi per molti aspetti più civili di noi c'è una effettiva parità uomo-donna. La donna nella politica, nell'economia, nella società ha gli stessi diritti
dei maschi, però anche lì gli uomini offendono, maltrattano, picchiano, stuprano, uccidono le donne. Perché? Perché il problema è sempre quello. Allora c'è un grosso dibattito anche scientifico da molti anni nel mondo. È un fatto naturale o un fatto culturale? Alcuni ricercatori dicono un fatto fondamentalmente naturale, altri dicono è culturale. Posso dire, a me non me frega niente se è naturale o culturale, una cosa posso dire, vedendo questi uomini da anni, che entrano dicendo certe cose ed escono dicendone altre, non solo con la bocca, le pensano, soprattutto le sentono. E quindi per quello parlo del maschio. Poi sul piano concreto della prevenzione, lei ha ragione, si potrebbe fare di più. Prendiamo il discorso banalmente del braccio elettronico. Perché non viene usato con più frequenza? Ci sono molte ragioni. Dicono che costano troppo. Mi permetto di dire che i soldi si mettono laddove si ritiene che c'è un problema grosso. Se non è grosso questo è il problema, ditemi voi quale. Secondo, molti sono scettici. Per esempio c'è anche un problema per alcuni, intendo magistrati in questo caso, e funzionari e dirigenti delle forze dell'ordine. La libertà personale viene un po' ristretta con questo roba attaccato al piede. Anche qui o capisci qual è l'emergenza, se è più importante come dire, che l'uomo si vergogni, la sua identità, la sua persona, oppure quello dell'Elisabetta di turno che rischia la vita, vedi te, ecco un problema di scelte. Quindi c'è fondamentalmente un aspetto culturale in questo paese, più che in altri paesi, atteso che in tutto il mondo, ripeto, dalla anche Norvegia perché penso, dottor Romeo, pensa a questo uomo che va al lavoro col braccialetto elettronico, non sarebbe mica male a iniziare anche perché non si può fare il nome e cognome, esatto. perché ma è sempre la donna che subisce. Allora la donna deve subire perché l'uomo non si può vergognare, ma stiamo scherzando, ma guardate, sono messaggi devastanti per noi donne, quello che sentiamo, la libertà personale, la nostra libertà, la nostra sicurezza vale più della libertà di quello che ha picchiato, di quello che ha violentato, perché non si può mettere il braccialetto perché sa, poveretto. Ma ci rendiamo conto? Elisabetta, no scusa, io faccio fatica a capire questo, se è vera questa cosa, è una cosa talmente assurda e incredibile. Ma è vero, ma l'ho sentito anche nel mio caso, quando si chiedeva anche la misura cautelare aggravata, che si può fare fino a un certo punto perché altrimenti c'è la limitazione della libertà dell'imputato. È assurdo. Allora la mia libertà, che io non potevo, non uscivo la sera, dovevo essere sempre accompagnata, camminavo sul bordo della strada, la parte più interna, perché comunque mi avevano minacciato di buttarmi l'acido, o comunque di farmi violentare, o comunque di uccidermi. La mia libertà, quello che sta dicendo lei, è quello che dice il dottor Romeo, effettivamente è la verità, è così. Cioè noi dobbiamo vivere privandoci della nostra libertà comunque in parte, e loro devono essere liberi. Nel mio caso, per esempio, c'è stata una condanna, c'è una condanna anche in Cassazione, è stata emessa nel settembre del 2020 e stiamo ancora aspettando l'esecuzione della condanna. Cioè la condanna c'è, ma non c'è stata l'esecuzione, e il mio ex compagno è libero, è piede libero, con una condanna pendente ancora da eseguire. Anche queste sono ingiustizie, cioè allora se funziona, perché nel mio caso è funzionato, però non arriva fino alla fine, nel senso che alla fine non c'è l'esecuzione, lui dovrebbe andare in carcere, non è in carcere e non si sa nemmeno quando andrà. Però se ne parla tantissimo, se ne parla anche nelle scuole, dottor Romeo. Io devo dire la verità che sì, ci sono dei giovani che stuprano, che violentano anche, ma a mio avviso sono numeri più importanti quando si passa i 30 anni. Ecco, dai 30 ai 60 è una tragedia. È una tragedia, non si sa il perché, ma è una violenza inaudita che queste donne sopportano perché non c'è sicurezza. Tanto è vero che molte famiglie dicono lascia stare, non denunciare, i figli, cosa fai? I vicini, guai, il vicino, ci mancherebbe il vicino. Cioè sono gli stessi familiari che non supportano la donna, questa donna, che addirittura quasi perdonano questo uomo violento, anche se è loro, come si dice, genero, ecco il genero, non lasciarlo, cosa fai, vedrai, cioè proprio culturalmente non ci siamo, o sbaglio, dottor Romeo? No, condivido, effettivamente quello che dicevo prima,
quando si diffonde nella società una indignazione profonda, per cui ogni volta che un uomo, una donna sono testimoni in qualche modo di una violenza e si indignano, tutta la collettività, tutta la comunità si indigna fortemente, e lentamente la persona che lo fa comincia a sentirsi come oggi si sente uno che dovesse fumare al cinema. Mi spiego? Ecco, se tutti si indignano, lentamente si modifica questa cultura del se può fare. Guardi, l'altro ieri ho visto giusto a Camerino Messile un uomo che è stato condannato perché ha molestato pesantemente una commessa in un negozio. Quando è arrivato e gli ho chiesto mi spieghi cosa è successo, mi ha detto ho fatto una cazzata. Ecco, se si continua a pensare che molestare una donna è una cazzata, siamo fuori, cioè non capiamo il problema. Un uomo che ha molestato una donna ha fatto violenza. Dobbiamo abituarci, ma questa parola violenza viene usata poco, troppo poco. Perché c'è la violenza psicologica. Moltissime, dirò di più che la maggior parte delle donne, quello per cui stanno male e poi magari hanno delle conseguenze fisiche, psicologiche, depressione o tentato suicidio e altro, è fondamentalmente per la violenza psicologica. Quindi è vero quello che diceva lei, i femminicidi sono troppi, ma nella grande maggioranza delle donne che denunciano è violenza psicologica che è pesantissima, pesantissima. È meglio uno schiaffo che No, è meglio niente, dottor Romeo, no. Cioè è meglio niente, ma sono sempre violenze, indipendente da fisica o psicologica, sono sempre violenze. Però questa donna è sola. Io dico sempre, smettetela di fare la panchina e di mettere panchina se non c'è il dopo panchina. Cosa me ne faccio della panchina se dopo ho bisogno di aiuto e trovo gli uffici chiusi perché il venerdì si chiude tutto, si riapre il lunedì, i consultori sono stati chiusi, se vuoi una visita discreta devi andare a pagamento, ma dove vai? Dove vai? Tutto costa e questa donna si ritrova sempre più sola. Guardate che c'è un'emergenza, qui sta parlando dei giovani, sto parlando come donna, quello che sento anche al Banco Solidale, perché là si sente di tutto e di più. Voi non avete idea della pericolosità che stanno vivendo le donne se non sono veramente e non si sta cercando qualcosa per tutelarle. Cosa dice Elisabetta? Sì, no, sono d'accordo. Sono d'accordo, anche il codice rosso che qualcosa aveva migliorato, qualcosa sembrava o comunque si sperava. In realtà non funziona, perché dopo 3 giorni della denuncia dovrebbero essere presi i provvedimenti. Non è così, perché le donne aspettano anche un mese, ma per un giorno, per una donna che è vittima di violenza e che sta in casa con un violento, può essere fatale. Perché vive nella paura, vive nel terrore. Ma scusa Elisabetta, non pensi che siamo partite proprio noi donne col piede sbagliato? Perché io mi ricordo che la prima scarpa rossa che ho visto aveva il tacco 12. Volete capire che le donne non mettono il tacco 12, mettono le scarpe da ginnastica, le scarpe basse, perché si fanno un mazzo così tutto il giorno. Siamo già partiti sbagliati, perché il tacco 12 rosso fa vedere una donna che è un'altra cosa. O sbaglio? Sempre comunque oggetto. Sempre comunque oggetto. Già partito sbagliato. Cosa ne pensa, dottor Romeo? Sì, vengono violentate anche donne che corrono con la tuta da ginnastica, donne di 80 anni, donne brutte, donne grasse, donne disabili. Il problema è irrilevante dal punto di vista... Qualsiasi donna subisce violenza, non c'è distinzione. Sì, ma a partire col tacco 12 rosso, scusa dottor Romeo, non mi sembra proprio, per fortuna che dopo hanno abbinato qualche scarpa bassa, ma all'inizio era tacco 12 e scarpa rossa, inutile, questa era la donna oggetto che si voleva far vedere. Identificava la donna Elisabetta? Come, sì, veniva identificata la donna, noi donne, come solo femminilità, solo... Sesso, esatto. Essere sexy, oggetto sessuale. Cosa che non è, perché la maggioranza, poverette, come stavo dicendo prima, veramente corrono dalla mattina alla sera e fanno 5 volte quello che dovrebbe fare o essere aiutate anche dal compagno o dal marito, in silenzio lo fanno, però buttate via sto tacco 12 perché non ne posso più di vederlo, mettete scarpe da ginnastica e un sandali che è quelli che portiamo normalmente. Prego dottor Romeo. Siamo sempre aspetto culturale, no? In realtà la violenza sulle donne è soprattutto un delitto contro i diritti umani, innanzitutto. Dobbiamo proprio modificare il nostro modo di pensare, perché vede, faccio sempre quell'esempio del fumo, ma se lei ci riflette, come mai tutti quanti siamo convinti che non si può fumare al cinema? Non fuma nessuno. Ecco, ripeto, tutta la comunità, tutta la gente, uomini e donne, dobbiamo ottenere questo tipo di attenzione
alla violenza sulle donne. E allora uno che la fa non sente poi l'amico al bar o il collega di lavoro, sì, beh, sai come sei donne, no? C'è una solidarietà maschile allucinante. Purtroppo c'è anche un modo di vedere di molte donne, non di tutte, per cui tutto sommato dice se lui ha fatto così, lei si l'è cercata. Dobbiamo proprio modificare il nostro modo di pensare. La prevenzione, siamo d'accordo, io sto qui continuare a parlare, siamo d'accordo che le leggi non sono sufficienti, le forze dell'ordine non sono sufficienti, i magistrati non sono sufficienti, tutto ciò che vuole, ma fondamentalmente, come è stato per il fumo, dobbiamo modificare il modo di pensare sulle donne e sugli uomini di tutti, e per questo dobbiamo diffondere una cultura di rispetto, perché io che vado anche nelle scuole vi assicuro che anche lì le ragazzine della loro collega smorfiosa, più bella, con la minigonna più corta, quello che dicono spesso è una zoccola. Allora io chiedo se sanno che cosa vuol dire una zoccola. C'è proprio una mentalità che bisogna modificare di tutti, giovani, vecchi, tutti, uomini e donne. Quello è la vera soluzione del problema. Siamo partiti sbagliati, mi spiace dottor Romeo a continuare a dirlo, ma sto tacco 12 anche nelle giovani è una zoccola, perché? Perché viene vista così la donna, che magari è carina, che veste una determinata maniera, perché è così, non c'è niente da fare, perché il messaggio che arriva è devastante, anche perché non siamo sicure da nessuna parte, neppure in ospedale. Andiamo a vedere questo servizio a Padova, violentatore Cittadella, andiamo a vedere. Le vittime dei suoi abusi sarebbero 4 e non 3. Carlos Alberto Birro, 39enne, originario del Guatemala, infermiere, quando era in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, avrebbe molestato 4 donne toccandole nelle parti intime mentre erano ricoverate. L'uomo, che è stato sospeso dal servizio, è accusato di violenza sessuale aggravata e giovedì verrà giudicato con rito abbreviato. I 4 episodi risalgono al 2021. Le vittime sono pazienti di 39, 36, 26 e 20 anni ed erano tutte ricoverate in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. Nel loro sangue sono state rilevate tracce di benzodiazepine, sonniferi da loro mai assunti. Le vittime si svegliavano confuse, ma con il ricordo della loro incapacità di fermare quei soprusi commessi da quell'infermiere che le aveva toccate nelle loro parti intime. Un quinto episodio, invece, è stato archiviato. Durante le indagini è stato sequestrato anche il cellulare del 39enne, dove sono stati ritrovati numerosi messaggi inviati alle pazienti con complimenti espliciti all'indomani delle molestie. Allora Elisabetta Ferraro, come commenti questo video, questo pericolo che c'è dovunque, comunque? Ecco, il quinto è stato quasi non c'è stato, è stato archiviato. Ecco, esatto, cosa vuol dire? Perché? Appunto. Prego Elisabetta. Sì, non sono d'accordo, non esiste. Cioè, perché archiviato? Indagate? Fate un processo anche su questo, se poi non è la verità, va bene, non capisco. Poi comunque mi ha dato un po' così fastidio il discorso del rito abbreviato, perché se non erro con rito abbreviato lui avrà chiesto il rito abbreviato, lui e il suo avvocato, per comunque avere uno sconto di pena. Ecco, io non in certi casi, esatto, è anche importante. Appunto, infatti io per certi casi non autorizzerei il rito abbreviato, no. Cioè processo normale e ti sconti quello che devi scontare. Invece mi pare che con rito abbreviato abbiano degli sconti di pena, se non erro. Se riescono anche ad andare in carcere, appunto, perché se hai anche un buon avvocato, il carcere lo vede. Andiamo a vedere chi c'è nei carceri. Volete che andiamo a vedere una volta? Magari se mi facessero entrare con le telecamere, andiamo a vedere chi sono. Piccoli spacciatori, no grandi, piccoli, tutti piccoli spacciatori. Ecco, persone che veramente forse starebbero meglio a lavorare che all'interno, specialmente nel carcere minorile, è una tragedia umana, e dopo poveri cristi, tutti poveri cristi, non trovate uno che abbia una situazione economica che gli permette di fare qualcos'altro. Allora il vero violentatore è fuori perché ha i soldi e dentro c'è il piccolo spacciatore che è stato trovato, perché non sempre, ma molto. Come commenti Elisabetta? Sì, è questo che è agghiacciante, cioè secondo me un condannato per violenza domestica non è nemmeno considerato, cioè la condanna per violenza domestica non è considerata un gran reato. Invece per me è gravissimo, perché una persona violenta non lo sarà solo con la compagna, con la moglie, con i figli, ma è una persona comunque violenta, a prescindere. Quindi io, vicino di casa o comune cittadino, io mi indignerei. Infatti mi chiedo ogni tanto dove sono questi uomini per bene
va bene, non violenti, che dovrebbero essere loro per primi a reagire, ad indignarsi. Invece anche durante gli incontri raramente vedi uomini, per quello io dico sempre, come dice anche il dottor Romeo, che il problema è degli uomini, devono essere gli uomini a venire agli incontri che io e mio marito organizziamo. Sì, a volte ci sono uomini, sì, ma sono prevalentemente donne, come se fosse un nostro problema. Il problema ce lo subiamo noi, ce l'abbiamo, è di tutti, ma è degli uomini. E allora io mi chiedo ogni tanto dove questi uomini per bene, dove sono? Nelle piazze li vediamo? No, ci sono solo donne che vanno a protestare, sì o no? Dove sono gli uomini? Quelli che dicono no, io vorrei che la mia compagna o mia moglie girasse libera, che fosse libera di uscire la sera senza avere paura. Ecco, io mi chiedo questo, dovrebbero essere loro a protestare, ad andare nelle piazze, perché comunque è una libertà anche loro, anche delle loro compagne. Poi volevo aggiungere una cosa riguardo alla violenza domestica, che molto spesso, cioè il più delle volte, si pensa alla violenza in famiglia di un uomo verso la propria donna. E quante donne invece sono vittime anche dei propri figli? Quindi non solo del marito, del compagno, del fidanzato, ma anche dei figli. Violenti, esatto. Quindi, e soprattutto ultimamente c'è un incremento delle donne di una certa età, quello che ho detto. Di una certa età, che subiscono violenza appunto dai figli. Però Elisabetta, io vorrei chiederti anche una cosa. Secondo te non è che siamo stati un po' troppo crocerossini, che li abbiamo un po' troppo coccolati, viziati, ma sì dai va tutto bene, e queste fragilità che ci sono in molti uomini poi alla fine escono in qualche maniera e in quel momento non riesci più a fermarle perché non l'hai fatto quando lo dovevi fare molto tempo prima, perché noi ci accorgiamo di quello che non va. Il problema è ammetterlo a noi stesse che non va quella situazione. Io ho avuto la scorsa settimana una donna come te che ci ha impiegato 14 anni prima di denunciare questo compagno. Non ce l'ha fatta solo quando è stato presa in considerazione che poteva essere una violenza che non andava solo verso di lei ma anche verso qualcun altro, si è decisa a farlo. Ma tutti questi anni, persona al di sopra di ogni sospetto, amata dai vicini, dagli amici, ecco, forse anche noi che tiriamo un po' troppo lungo questo percorso che dovrebbe essere interrotto, perché noi lo sappiamo che abbiamo insieme, sappiamo certo. chi abita con noi, chi vive con noi. Ecco, si fa fatica a troncare perché sei sempre sola. Io dico, il problema è dove vado, da chi vado. Come non siamo abituati a fare questo, un po' alla volta, ma con fatica anche noi, perché vediamo i casi. Alla fine emerge quando viene uccisa, quando viene massacrata, oppure non si conosce. Prego. Quando proprio non ce la fai più. Io sono stata 16 anni col mio ex compagno e avevo già provato a denunciare una prima volta, poi ho ritirato la denuncia. Molto spesso accade, cioè molto spesso questo è l'iter, si fa la denuncia, poi si ritira. E adesso per fortuna non si può più ritirare col codice rosso. E quindi c'è una tutela maggiore perché il violento potrebbe tentare o con minacce o comunque con pressioni a fartela ritirare, quindi già in questo caso c'è una tutela. Ma io non me la sento di giudicare le donne per questa scelta perché è molto difficile. Io faccio sempre l'esempio, se qualcuno mi insulta per la strada, la prima cosa che si pensa, ma lo denuncio? Quando c'è un coinvolgimento affettivo, magari ci sono anche figli, è tutta un'altra storia, tutta un'altra cosa. Ci sono tante cose che purtroppo influenzano anche la decisione di andare avanti. E poi c'è questa cosa che fa spesso il violento, si scusa, promette di cambiare, promette di farsi aiutare, poi in realtà no, non lo farà mai perché sono pochi casi, e lo può confermare il dottor Romeo, di uomini che si rivolgono a centri per uomini maltrattanti e chiedono aiuto, o perché sono obbligati dal giudice, o per avere qualche sconto di pena, ma che siano consapevoli e si rivolgono a un centro per uomini maltrattanti dichiarando che sono violenti e che stanno facendo soffrire la propria compagna, sono in pochi. Dottor Romeo, perché l'uomo fa così fatica
ad ammettere di essere responsabile di certe azioni, di cambiare, di migliorare, visto che ci sono questi consultori che avete creato voi, perché alla fine sono dei consultori, dove l'uomo può arrivare tranquillamente e anche essere aiutato in maniera veramente concreta. Ma perché si fa così fatica? Io mi ricordo l'altro giorno era con un professore di urologia che diceva, abbiamo fatto anche uno slogan, più prevenzione, meno pannolone. Fa fatica addirittura ad accettare il pannolone anche se ha 60-70 anni. Noi iniziamo a 10 anni e finiamo quando moriamo col pannolone, non ci meravigliamo di niente. Voi fate fatica addirittura ad accettare un pannolone. Perché? Perché chissà cosa perdete. Cioè l'uomo fa fatica su tante cose, ma non riuscite a crescere, oppure c'è qualcosa che ve lo impedisce nel vostro DNA? Non parlo di lei, parlo in generale naturalmente, dottor Romeo. Ma c'è qualcosa del DNA che non torna ai conti? Prego. Certamente da quando l'uomo sulla Terra abbiamo avuto una storia, quindi ci portiamo certamente dietro un'eredità particolare. Detto questo però non giustifica per nulla che a distanza di millenni abbiamo lo stesso comportamento. È chiaro perché un uomo non... Perché un uomo non accetta alcune cose, perché un uomo non accetta il rifiuto, perché l'uomo non accetta le proprie fragilità. A un uomo, se tu gli dici sei una femminuccia, sei gay, sono le peggiori offese, perché tutto ciò che mina la sua virilità, come la intendiamo noi a volte in modo errato e stupido, ci mette in una situazione di non accettare assolutamente. E quindi ecco perché continuo a insistere, dobbiamo lavorare su di noi, perché l'essere maschio è una cosa, l'essere maschilista è un'altra. Molte volte noi maschi confondiamo la nostra maschilità con il maschilismo, sono robe completamente diverse. Il maschilismo è una degenerazione della maschilità. Ok, essere maschio, no, essere maschilista. Quindi nel momento in cui noi identifichiamo in alcuni aspetti folcloristici il macho, l'uomo che non chiede mai e via discorrendo, che la donna comunque in tutta la storia è stata due oggetti, l'ho sempre detto, oggetto sessuale o serva. Queste due robe qua ce le portiamo ancora dietro. Se un bambino di 6 anni dice a una bambina taci tu che sei una femmina, dove l'ha sentito? Quindi torniamo sempre all'aspetto culturale. Quindi già in famiglia i genitori, poi la scuola, poi la società, le leggi, la televisione, tutto concorre a mantenere all'uomo questa identità maschilista che lui confonde per il tuo essere maschio. Quindi finché tu non capisci che essere maschio non significa maltrattare una donna, non significa che quello che dici tu vale di più, che nella coppia ci possono essere idee opposte, l'importante è che ci sia rispetto. Non sono idee opposte che determinano la violenza, è la mancanza di rispetto. Quindi è tutto un bagaglio, in questo caso sì, culturale, per cui noi maschi continuiamo a fare una confusione enorme. Il nostro valore lo intendiamo che dipenda da come ci vedono, da come rispettano la nostra forza, la nostra superiorità. Come noi non dobbiamo cedere, non possiamo accettare i nostri limiti. Guardi, l'equazione è così: frustrazione, rabbia, violenza. Quando le frustrazioni sono troppe diventano rabbia, quando la rabbia è troppa diventa violenza. Ma le frustrazioni nascono da cose che non dovrebbero nascere, cioè io devo accettare i miei limiti, devo accettare il fatto che mia moglie può essere più intelligente per me, devo accettare e continuare a parlare e non arrabbiarmi perché non riesco più ad avere più la capacità emotiva di tenere il discorso. È tanta roba, però fondamentalmente la risposta è questa: noi maschi, finché confonderemo maschilismo con essere maschi, non riusciamo a comprendere. Prendiamo quelli dei pannoloni, avete fatto un ottimo esempio, no? Perché una donna che fin dai 12 anni o giù per lì usa questa cosa, per un uomo è umiliante. Provi a pensarci, è giusto il paragone, forse è il migliore che si possa fare, perché per un uomo è umiliante, perde la sua autonomia, è umiliante non essere un vero uomo. Un vero uomo ha delle caratteristiche, no? Ha delle caratteristiche che sono stupide, quelle che noi pensiamo che siano quelle che determinano un vero uomo. Un vero uomo è uno che sa controllare le proprie emozioni, sa gestire la rabbia, rispetta tutti e che la sua libertà finisce dove inizia quella dell'altro. Quello è un vero uomo. Ma se nella nostra testa il vero uomo è quel modello sbagliato che oggi hanno anche molti giovani, non c'è via d'uscita, si andrà
alla rabbia e l'eccesso di rabbia porta alla violenza. Però, dottor Romeo, io ho intervistato, ho avuto ospite un uomo violentato, gay, omosessuale, il quale ha dichiarato davanti alle telecamere: vai a fare tu denuncia quando sei gay o omosessuale. Prova a vedere che risposte ti danno. L'ha detto qui davanti alle telecamere. Allora non è forse Elisabetta Ferraro che dobbiamo lavorare sulla persona e finire di dire uomo, donna, ma persona, iniziare a parlare di persona, di violenza alla persona, perché sennò non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori, perché se questo uomo davanti alle telecamere dichiara questo, vuol dire che l'ha provato, ha aperto un'associazione e vedete e sentite cosa vi rispondo, l'ha detto qui. Capite che forse dobbiamo finirla di dire proprio uomo, donna, ma persona, o sbaglio, Elisabetta? No, infatti, come ha detto prima il dottor Romeo, si parla di diritti umani, non è questione di donna o uomo, perché appunto anche questo signore ha subito comunque la violenza, anche andando a fare denuncia, perché anche lì ha subito violenza. Ecco, perché io voglio vedere se a far denuncia arriva, non so, una prostituta che ha subito violenza. Vorrei vedere come viene trattata, e non è giusto, perché comunque la violenza l'ha subita, che cosa sia lei, che cosa abbia fatto lei, non riguarda loro. Abbiamo visto anche le forze dell'ordine contro quella transessuale, avete visto? La violenza inaudita, per carità avrà anche sbagliato, però tu non puoi permetterti di fare quello che hai fatto, perché veramente è stata una cosa incredibile, ma una cosa inaudita. Siamo nel 2023, ne continuiamo a parlare, ma non succede solo in America, ormai succede anche qua. Allora c'è qualcuno, ecco, questa violenza che non è l'uniforme, non è la giacca, la camicia e la cravatta, è una violenza che hanno e che in qualche modo prima o dopo esce e diventa incontrollabile, come ha detto lei, dottor Romeo. Il vero uomo non è quello che diventa violento, è quello che sa fermarsi, che sa reprimere la propria rabbia, la propria ira. È là il vero uomo che si nota. Prego, dottore. Sì, è sempre lo stesso discorso, è vero. Perché le donne fanno meno violenza? Ne fanno anche loro, ma molto meno che non si può neanche confrontare. Per tante ragioni anche qui, ma fondamentalmente fin da piccole hanno assimilato nel tessuto sociale il fatto che loro debbano comportarsi in un certo modo, essere gentili, eccetera, eccetera. Le ragazze di oggi non ricevono più quel tipo di messaggio, ma anche le ragazze di oggi subiscono violenza, anche se tra gli adolescenti i numeri ci dicono che è in aumento la violenza femminile. Ma anche qui perché si copiano i modelli maschili. Oggi le ragazze, anche loro, fumano di più e fanno più violenza. È proprio un copiare quello che parrebbe essere il modello vincente. Perché io dico sempre l'importanza del linguaggio, per esempio, perché per molte persone, e soprattutto per le donne, il successo non vale nulla, questa roba qua. È importantissimo dire avvocata, notaia, architetta, ingegnere. Perché? Mi dice, ma suona male. Ma lascia stare che suona male. A mio nipotino che è piccolo, se impara a dire ingegnere, non suona più male. Ma questa è la foglia di fico. Il concetto di fondo è che il mondo è declinato al maschile. Dio è maschio. Chi l'ha detto che Dio è maschio? Io non l'ho mai visto. È maschio o femmina? E tutto il mondo continua a essere declinato al maschile. Questa non è una questione irrilevante, perché la cultura passa attraverso il linguaggio. Se non modifichi il linguaggio, non modifichi neanche la cultura. Di conseguenza c'è tanto lavoro da fare, ma siamo tutti uomini e donne e abbiamo questa difficoltà e buttiamo in vacca cose fondamentali. Perché ingegnera e non ingegnere? Perché? E una donna ingegnere il più delle volte insiste a chiamarsi ingegnera. Perché magistrata e non magistrato? Alla fine, prima o dopo si riesce a capire che nella testa di queste donne c'è il concetto che sono state abituate che ingegnere, notaio, avvocato sono importanti. Nel momento in cui divento avvocato, ingegnere e notaio, tu non puoi tirarmi la sedia sotto sedere. Mi spiego? È una discussione che una volta ho avuto con una magistrata in un convegno e dopo 6 mesi mi ha chiamato per dirmi che avevo ragione. Cioè, se tu continui a pensare che il maschile valga di più, l'ho già detto altre volte in trasmissione, mia moglie che fa la ginecologa 40 anni fa, più di 40 anni fa, una persona gli ha detto, sai, io preferisco un ginecologo maschio. Ah sì, fa lei, ma perché? Un uomo mi dà più fiducia.
io trovo che un uomo vale di più. Ecco, questo è culturale, perché non è vero nei fatti. Può valere di più un ginecologo maschio se è più bravo, se è più competente, non per il fatto che è maschio. Ecco, questa roba qua c'è ancora dentro la testa di molti di noi e a me dispiace moltissimo dirlo, ma soprattutto anche c'è nella testa delle donne. Lei Milena, provi a fare una statistica, chieda a 50 donne di successo come vogliono farsi chiamare, perché stia tranquilla che se lei invita in trasmissione una guardarobiera, una benzinaia, una cameriera, loro le diranno che fanno la benzinaia, la guardarobiera e la cameriera. Ma se lei invita un avvocato donna, un notaio donna, un ingegnere donna, stia tranquilla che 9 su 10 diranno al maschile. Non è vero, l'ho già fatto, è vero, confermo. Allora, visto che parliamo di donne, io leggo tutte le mattine gli articoli della Costituzione, vorrei leggere anche questi perché riguardano proprio l'argomento che stiamo trattando. Allora, l'articolo 36, vediamo se è giusto che sono arrivata, sì. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Adesso arriva l'articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. No, scusa Elisabetta Ferraro, vorrei commentare questi due articoli, io leggo tutte le mattine la Costituzione italiana e, come abbiamo detto prima, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Anche nella retribuzione salariale. Sì, certo. Stesso lavoro pagato in maniera diversa e siamo nel 2023. Ma queste parlamentari cosa ci stanno a fare in Parlamento? Prego, certo. Elisabetta Ferraro. Sì, infatti io so che anche ad alti livelli tra uomo e donna c'è comunque una disparità di stipendio. E per esempio ho sentito proprio la settimana scorsa una ragazza che mi diceva che, visto che dovrebbe esserci la tutela della madre e del bambino, che al colloquio di lavoro le hanno chiesto, una ragazza giovane, gli hanno chiesto se ha intenzione di avere dei figli. Ma io mi chiedo se è una domanda da fare ad una donna, cioè lo si fa a una donna, in quanto tale. Non è violenza questa? Certo che è violenza, perché ovviamente una cosa può dire. Cioè per essere assunta, appunto, come si difende? Perché poveretta, se una ha bisogno di lavorare e deve essere assunta, è ovvio che o dice una bugia, no, non voglio figli, non li voglio, oppure ecco, questa è un'ingiustizia. Ma non è sempre con le spalle al muro questa donna, allora? Esatto. Chi è che difende? Ecco, in questo caso, dottor Romeo, o accetto questo lavoro e dico una bugia, certo, come dice Elisabetta, ma non può funzionare così. Io cerco lavoro, tu me lo devi dare, certo, indipendentemente dalla mia vita privata. Cosa c'entra la mia vita privata con il lavoro? Sì. Però 2023 e la Costituzione molto chiara, la Costituzione, la più bella Costituzione che abbiamo, però non c'è. No, in pratica non vengono applicate queste norme della Costituzione, questi articoli che sono chiarissimi. Chi tutela? Ma quando? Ma dove? Prego, dottor Romeo. Chiaramente è una grandissima ingiustizia sociale. Su questo versante, per esempio, nei paesi del nord Europa questo problema non c'è. Come dicevo prima, a livello economico, politico, sociale, eccetera, le donne hanno la parità. Sono stati gli uomini che continuano a fare violenza sulle donne anche lì, però chiaro, questo è un aspetto importantissimo, ma non solo, ma ci sono dimissioni in bianco, il discorso che si hanno figli, le molestie, la carriera, sono ingiustizie determinate fondamentalmente sempre dalla stessa cultura, che una donna vale di meno, non c'è niente da fare. Quindi, come vedi, l'aspetto culturale è fondamentale, ma la parola culturale sembra, non so, non è perché uno legge tanti libri. Culturale significa che tutte le persone devono maturare rispetto alla relazione con i propri simili e quindi maturare una sensibilità, un'educazione, un rispetto che vanno verso il diverso e quindi l'omosessuale e quindi l'immigrato e via discorrendo.
purtroppo duole dirla, ma c'è anche verso la donna questa sensazione che sia qualcuno di inferiore, qualcuno di diverso, qualcuno che deve essere trattato in un altro modo, e civiltà dovrebbe portare invece a una parità talmente banale: stesso lavoro, stessi soldi, parità di carriera, va avanti che è più competente, cose in Italia quasi irraggiungibili. Però noi vediamo purtroppo, e lo devo dire, poi avrò ospite anche il dottor Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA di Treviso, Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani, a quello che abbiamo assistito anche poco tempo fa qui a San Donà di Piave, fa veramente venire a caponare la pelle. Queste donne violentate nel silenzio assoluto di tante persone. Come si fa a dire non vedo, non sento, non parlo, quando capisci che c'è qualcosa che non va? Il dottor Pavan sa che io entro, esco da questi istituti, vado a vedere, vado a salutarle, perché sono sempre dei ma no, perché voglio controllare, voglio andare a vedere com'è la situazione. Cristo, siamo in democrazia, si va a vedere. Come fa a dire un direttore non si sapeva niente di questo? Ma come si fa? Non parlo del direttore Pavan, ma parlo di un'altra casa di cura, molte volte familiari che hanno sempre paura di denunciare cosa, gli stessi lavoratori, gli OSS, nessuno vedeva e sapeva, e queste violenze continuavano con festini anche di sera, nel silenzio totale. Ma allora queste donne, queste fragilità che non riescono, perché noi bene o male, Elisabetta, possiamo anche difenderci, certo, ma qua entri in ospedale, ti drogano, sei anziana, non riesci a muoverti, ti violentano, ti stuprano. Capite che il nemico è dietro l'angolo dappertutto, o sbaglio, Elisabetta certo, Ferraro? Ne approfittano soprattutto della fragilità, questo è proprio vergognoso. E queste persone sono in prigione, secondo voi? No, certo che no. Dottor Romeo, come ci saluta e cosa ci dice? Quello che le dico sempre, il problema della violenza sulle donne in tutti i campi, perché non dimentichiamo che in tutto il mondo le statistiche ci dicono che la maggior parte delle violenze le donne le subiscono in famiglia. Gli sconosciuti sono all'ultimo posto nell'elenco di chi fa violenza sulle donne. I primi sono mariti, fidanzati, ex partner, amici, conoscenti, parenti, datori di lavoro, all'ultimo posto sconosciuti. Quindi è giusto scandalizzarsi, chiaro, evidentemente per la roba lì di quell'infermiere, figuriamoci, però non dimentichiamo mai che la maggior parte delle violenze sono in famiglia. Ma per molte persone questo è un dato irrilevante. Si scandalizzano quando sentono per televisione il femminicidio piuttosto che l'infermiere e non si rendono conto che magari spessissimo gli stessi maschi che condannano quella roba in famiglia ne fanno peggio di Bertoldo. C'è molto da lavorare, però io faccio la mia parte, cosa vuoi che le dica? Beh, è una buona parte, dottor Romeo, anzi bisogna sempre parlare e soprattutto denunciare. Però Elisabetta Ferraro non si è fermata, si sta dando da fare, continua a lottare anche per altre donne, perché cosa ha intenzione di fare prossimamente proprio a Villa Margherita a luglio, mi sembra, sì, prego. Certo. Io insieme a mio marito abbiamo avuto questa idea di organizzare una mostra fotografica sulla violenza sulle donne. Volevamo fare qualcosa velocemente per poter aiutare altre donne, per poter parlare, perché più che altro la mostra è un mezzo per poter parlare, sensibilizzare e soprattutto non parlare il 25 di novembre, ma parlarne sempre, perché bisognerebbe parlarne tutti i giorni, sempre. Invece purtroppo questo argomento è interessante solo il giorno del 25 novembre o l'8 marzo. Ecco. Quindi niente, attraverso questa mostra noi organizziamo degli incontri per parlare appunto della mia esperienza. Parliamo anche con dei tecnici, tra cui anche c'è il dottor Romeo, poi la dottoressa Morellato, che è medica del pronto soccorso in Montebelluna, viceprimaria e referente dell'AULS 2 per la violenza di genere. Poi di solito c'è la dottoressa Ismaili, che è un'operatrice del centro di violenza di Montebelluna, che è responsabile dell'accoglienza. E cerchiamo di sensibilizzare, di parlare, perché bisogna parlarne, perché sennò l'omertà, il silenzio, così non si risolve niente, non si va avanti, non si lotta, non si miglioreranno mai le cose, non ci sarà mai un passo avanti. Ecco, quindi sì, a luglio saremo a Villa Margherita, e siamo stati a Padova, al centro San Gaetano, siamo stati a Montebelluna, alla biblioteca comunale, siamo stati a Volpago, a Giavera del Montello. Siamo stati anche in alcune scuole di Padova. Percorso itinerante praticamente, sì, certo, per aiutare. Da un anno e mezzo cerchiamo di girare per poter
sensibilizzare, ecco, perché questo è importante, e anche per non far sentire queste donne sole. Ecco, che è molto importante. Noi inviteremo anche allora, poi ho il dottor Giorgio Pavà, inviteremo anche questi, perché sono istituzioni dove ci sono molte donne, ecco, a partecipare, a capire, perché io sono convinta che non c'è età per la violenza, cioè la violenza non ha età, può essere subita a 5, a 2, a 10, a 50, a 70, 80, ormai la violenza non ha più età, perciò tutti quanti sono coinvolti. Grazie, grazie, veramente grazie a Elisabetta Ferrari, sopravvissuta alla violenza, grazie al dottor Antonio Romeo, cambiamento maschile plurale, grazie, grazie, pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Paolo Borin, scrittore che riabilita i cavalli, autore di L'improbabile gioia, poi vedremo anche la locandina, vedremo un po' tutto. Abbiamo anche il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso. Buongiorno dottor Pavan. Allora ne do una notizia, dottor Pavan. Paolo Borin si dichiara giovane, non diversamente giovane, non vecchio, ma giovane. Prego Borin. No, io credo che l'età anagrafica, insomma, 73 anni li porto e ci sono. Però il sentirsi vecchi non aiuta niente e il fare i giovani non aiuta niente. Io credo che l'età che ognuno di noi porta dentro di sé, conosco dei ragazzi che hanno 20 anni che sono, considero più vecchi di me. E credo che darsi degli obiettivi e cercare nella musica, nei cavalli o nelle cose belle della vita qualcosa che dia l'incentivo per vivere fino in fondo alla vita, fare cose belle, ci siete anche voi donne naturalmente, grazie Borin, sia una cosa che aiuta a sentirsi giovani. Dottor Pavan, come commenta? Che è un vecchio che si sente giovane e va benissimo. Grazie dottore, grazie dottore, va sull'ombra. Allora, dottor Pavà, abbiamo parlato di violenze prima, non so se lei ha seguito qualcosa, ecco, violenze che purtroppo, ecco, abbiamo sentito. Intanto con Romeo abbiamo fatto una conferenza importante coinvolgendo anche le istituzioni locali, ad esempio allo Zalibani, una delle nostre strutture, perché ospita esclusivamente donne. E sono donne assistite da donne, e quindi il tema della violenza nei confronti delle donne, che è una violenza di genere, andava affrontato in quel contesto. Mi ricordo anche che abbiamo molto insistito perché tutte le signore lavoratrici, ad esempio, portassero i propri mariti. A dire il vero ne sono venuti pochi. Questo è un problema vero. Il problema della violenza delle donne è un problema del maschile. Mi ricordo, dottor Pavan, che c'ero anch'io, che c'era anche, adesso è diventato ministro. Ecco, c'era Nordio, che io ho anche intervistato quella sera, e lui ha puntato molto sulla prevenzione. Le leggi le abbiamo, bisogna applicarle e fare prevenzione. Cosa ne pensa, dottor Pavan? Io penso che questo è un discorso da ex giudice e pubblico ministero e da ministro. Io penso che però ci sia molto da fare sul piano culturale. Ho seguito un po' la discussione. Guarda, vi racconto brevemente una storia proprio mia. Noi abbiamo il 90% di personale che è femminile, no? 800 persone che lavorano, sono 700 le donne, e per la caratteristica del nostro contratto di lavoro, quando una donna rimane incinta, a proposito, se qualche datore di lavoro chiede, è un reato. La donna dovrebbe essere supportata dal sindacato, dalla famiglia, dagli amici per denunciare chi fa questi obbrobri. Non si chiedono queste cose alle signore. Non si va a indagare cosa fa sotto il letto, cosa fa nella sua pianificazione familiare, insomma sono questioni sue. Detto questo, ti dico, per il tipo particolare di contratto, quando io sono venuto a lavorare qui a Treviso, all'ISRA, sapevo che le maternità erano a carico non dell'INPS come è nel privato, ma è a carico dell'ente, cioè io con le rette devo prevedere anche il pagamento delle maternità. Questa è un'ingiustizia
profondissima, perché io mi confronto con altre strutture la cui maternità va a carico dell'INPS e non delle rette, ma questa è un'altra questione. Allora, all'epoca, quando qualche signora, qualche collaboratrice, eccetera, veniva a dirmi, sono incinta, sono stata interessante, io facevo la bella faccia, ma dietro le quinte dicevo porco cane, altri soldi, ma non, come dire, era la circostanza. E a un certo punto ho capito che sbagliavo completamente approccio. Io credo che non sia niente di meglio per una donna, per una coppia, per una famiglia, insomma, procreare, fare figli, andare avanti. E adesso non solo non porconiamo più sotto banco, eccetera, eccetera, ma addirittura non solo ci rallegriamo con grande sincerità, ma anche facciamo in modo che a casa il giorno del parto, pochi giorni dopo, arrivi diciamo, il dono, che non è un dono dell'amministrazione da Corte dei Conti, ma delle aziende che collaborano con noi. Abbiamo fatto in modo che arrivino pannolini, una orchidea, dei prodotti cosmetici, eccetera, per manifestare la gioia anche della nostra azienda per questo evento, che è un evento importante di una nostra collaboratrice, quindi grande rispetto per queste cose. Allora, Borin, lei musicista, anche amante della musica, scrittore da poco, ha detto rispetto per la donna, l'ha detto, la bellezza siete anche voi, e l'ho ringraziata. Come si fa a diventare violenti con una donna? Cos'è la violenza? Perché è una violenza inafferrata, è una violenza che non si può fermare, perché c'è anche quella psicologica che è ancora più devastante, come dicono gli esperti. Come fa un uomo a diventare così violento verso una creatura che non ha fatto assolutamente niente per meritare questa violenza inaudita? Ecco, lei da scrittore, ma anche da musicista amante del bello, dell'arte, come può arrivare un uomo a tanto? Ma la risposta è implicita nella domanda. Come può arrivare a tanto? Lei intende dire che effettivamente è difficile arrivare a tanto, no? Però la vita è piena di episodi di questo genere. Di fronte ad episodi di questo genere, la reazione migliore è quella di sentirsi distanti da cose di questo genere. Io penso che la donna sia un essere forse superiore a noi uomini per certi aspetti. So che mi prenderò qualche improperio da parte degli uomini che sono convinti al contrario. In effetti le amicizie, le cose più profonde e anche il piacere del dialogo che io ho condiviso con le donne non ha uguali. Per me recentemente mi è capitato di scrivere un libro, perché adesso ho preso gusto alla cosa, di scrivere un libro che parla proprio di questo, che proprio del rapporto con la donna. La donna, secondo me, ha in sé secondo me la donna ha un elemento di fantasia che è determinante, però lo tiene racchiuso in uno scrigno, e per un periodo della mia vita mi è piaciuto capire quale sia la chiave per aprire questo scrigno e liberare questa fantasia. Io credo sia bello parlare con le donne, è bello parlare con loro, è bello, naturalmente si fa sempre percentuale, c'è anche delle donne che sono pesanti. Molto pesanti, molto pesanti. Però io le ho sempre privilegiate, ho sempre sentito un piacere particolare nel condividere la loro attenzione, e quindi è evidente che il mio approccio nei confronti della violenza, nei confronti di ciò che viene fatto per avere quello che l'uomo pretende, sia. Guardi, poi io amo gli animali e ho vissuto in gran parte, non mangio carne, eccetera, ho fatto delle scelte personali che naturalmente prendendo le difese di chi è senz'altro più debole, perché l'animale è per giocoforza più debole di noi,
non posso avere che un atteggiamento di questo tipo. Ne abbiamo parlato proprio all'inizio della trasmissione col professor Marco Apollonio, che è professore ordinario di zoologia, che era collegato con noi da Arezzo, per capire l'importanza del rispetto per gli animali. Dobbiamo smettere, la prima parola che si sente in Italia è uccidere l'animale che magari non ha colpa, ma è colpa dell'uomo che non ha saputo fare prevenzione. Ma detto questo, perché lei, io leggo, riabilita i cavalli da corsa? No, io, forse è una parola, io ho preso da sempre, mi sono fatto carico, quantomeno con l'anima, con la testa, eccetera, dei problemi degli animali. Nei confronti del cavallo, che è un animale stupendo, e è molto più facile stabilire un rapporto con un cane oppure stabilire un rapporto con un gatto che è predatore come noi. Invece il cavallo è sempre stato preda, cioè è sempre stato cacciato dagli altri animali e poi infine dall'uomo. Allora, che si mangino gli animali succede da sempre. Io non lo faccio, però succede da sempre. Io invito quelli che mangiano gli animali. Bene, in tempo di guerra non succedeva, perché in tempo di guerra eravamo tutti vegani, mangiavamo la carne non c'era. Non c'era né la carne né pesce. L'unica evasione era lo strutto di elemento legato alla carne. Però ciò che mi preme dire è: se mangiate carne, comprate quantomeno carne di animali che hanno vissuto bene, che sono stati bene, che hanno vissuto un certo tipo di vita. Chi ha sentito o ha vissuto vicino a un macello, oppure se voi doveste ammazzare l'animale che mangiate, io credo che ci sarebbero molti più vegetariani in giro per il mondo, perché sarebbe difficile farlo. Allora andiamo a vedere questo video di questa bambina con il cavallo salvato, poi lo commentiamo. Getting to know you, getting to know all about you. Dal fondo il gruppo di Tiger Alley, che non perde tempo, risale gradualmente sul rallentamento imposto in avanti da Pelmorob, con Tiger Alley che insiste, va lungo su 17-6, con Tiger Alley che tende a passare nei confronti di Pelmorob. La truppa è passato Tiger Alley all'imbocco della piegata finale. 21 se ne va Tiger Alley a 300 metri dal termine. Tiger Alley deve far passare i metri. Pelmorob è ancora netto conclusivo. Tiger Alley, che non ha problema alcuno, viene a vincere facile per il ritorno al successo di Tiger Alley. Antonio Greppi, cash driver per Alessandro Pieropan, i colori della scuderia Belvedere di Paolo Borin. Getting to know you, getting to know all about you. Paolo Borin si è emozionato vedendo questo video, è una storia veramente commovente di questo meraviglioso animale che è il cavallo, che forse l'abbiamo conosciuto poco perché era un'elite, l'ippodromo, che andava all'ippodromo una volta, senza pensare invece che stavamo proprio pensando nella maniera sbagliata, ma culturalmente non ci hanno preparato, caro Borin, perché hanno sempre messo i muri, gli steccati, gli impedimenti, i schei, maledetti sempre quei davanti dappertutto. Prego Borin. No, lei sfonda una porta aperta dicendo queste cose qui. È evidente che vedere questo filmato mi commuove ogni volta. È la storia di un cavallo. Quando hanno chiuso l'ippodromo di Firenze, delle Mulina, hanno portato via 200 cavalli e si sono dimenticati questo cavallo dentro il box. Dunque mangiava i suoi stessi escrementi, tanto per intenderci. È sopravvissuto un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, finché un ragazzo abilissimo, perché l'autismo è difficile da catalogare, e è un ragazzo che parlava molto,
ci ha telefonato e ci ha detto: guardate che è rimasto un cavallo qui dentro, e noi siamo andati a prenderlo. E io vedevo, perché era uno dei tanti cavalli che arrivavano nel mio centro, io vedevo che veniva usato un metodo che non condividevo. Mi è stato proposto di guidare questo cavallo, io l'ho guidato, ma vedevo che non voleva andare a correre proprio, rifiutava l'ultima curva. Sono arrivato quinto lo stesso e ho chiesto all'allenatore: posso mettere mano io non sono un allenatore, però sono uno che conosce i cavalli e soprattutto parte dal presupposto che esistono due modi per avere a che fare col cavallo: fare in modo che il cavallo faccia e fare in modo che il cavallo voglia fare. E io ho sempre seguito questo. Io credo che possa valere anche per gli uomini, no? Se tu dici a un tuo dipendente oppure a un tuo alunno oppure a un tuo collaboratore: devi fare questa cosa, se no ti licenzio oppure ti frusto, e invece se gli dice: vieni qua a imparare con me, a vedere quanto bella è questa cosa, io credo che il secondo metodo abbia un finale diverso a parità di capacità. Ebbene, con i cavalli ho sempre voluto approcciarmi in questo modo qua. Questa storia di Tiger è particolarmente toccante perché non finisce con Tiger che vince. Quella corsa che avete visto, Tiger l'ha vinta a Quatreviso, perché io li regalo i cavalli a fine carriera, perché voglio che vadano a passare una loro vita, la loro pensione, insomma, in maniera consona, che non vadano al macello e compagnia bella, e quindi li regalo. È passata una signora, un giorno, una signora americana, con una figlia, si è sciolta la marmolada, si sono sciolti i ghiacciai, e questa mi ha mandato un messaggio che ha sciolto anche me. E io ho detto: prendilo e vai, io li regalo. Se domani non va bene, fra un mese non va bene, fra un anno, te lo porto indietro, non nessun problema, io non voglio niente. Però ero sicuro che avrebbe fatto. E la terza vita di Tiger, che è piena di sorprese, però invito ognuno di voi a leggere un libro, è 1 ora e un quarto di lettura, non è molto impegnativo, però credo sia particolarmente bello perché è una storia... Titolo del libro? L'improbabile gioia. Che poi vedremo anche la copertina, anzi vediamo se riusciamo a metterla, questa copertina bellissima, eccola qua, prego Borin. Sì, c'è la terza vita di Tiger che viene recuperato da questa ragazzina. Non diciamo il finale però. No, diciamo solo una cosa, me lo lasci dire, perché normalmente io sono stato anche al Cinema Edera, ha presentato una trentina di volte, una trentina di presentazioni finora, e sono stato al Cinema Edera in cui proiettavano un film che si chiama Io, onomatopeico perché riguarda un asinello, la storia di un asinello, che finisce come sappiamo, finiscono queste storie. Mangiamo 80.000 cavalli all'anno noi, e dunque finisce male. Invece questa è una storia che finisce bene, e in questo momento non so quanto bisogno ci sia di vivere una storia con un finale. Bellissima, bellissima. Dottor Pavan, lei di storie bellissime ne sente, ne vede tantissime, ma soprattutto non è per sviolinarlo come voi sapete, però io quando ho un problema con una persona che magari conosce anche il dottor Pavan, io vado direttamente dal dottor Pavan perché sono sicura che lui cercherà di mettere tutta la sua sensibilità per risolvere dei problemi anche personali che la Mirella purtroppo lo coinvolge a volte, ma che so che andranno a finire bene, come la storia del cavallo, perché ci credo e penso che aiutare le fragilità sia un compito molto arduo, ma però che poi ti gratifica in una maniera incredibile. O sbaglio, dottor Pavan? Insomma, l'ippoterapia è, come dire, è una scienza, insomma, in qualche maniera, che proprio utilizza il cavallo come strumento terapeutico, e non c'è strumento terapeutico se non passa attraverso una relazione tra esseri viventi, tra animali, mi viene da dire, cioè tra l'animale uomo, bambino, anziano e l'animale cavallo, cane, gatto e così via. Noi nelle nostre strutture abbiamo usato anche il cavallo, invito anche
lo scrittore Borin, insomma, visto che è Treviso e dintorni, insomma, magari ci si vede per fare qualche cavalcata con i nostri anziani che quando vedono i cavalli diventano giovani anche loro. L'abbiamo visto a Villa Margherita, si ricorda, proprio con l'ipoterapia, Villa Margherita che abbiamo fatto. Sì, sì, voglio dire, è una cosa che noi pratichiamo, è una cosa che noi anche con il cavallo stesso abbiamo portato nei nuclei dove ci sono persone affette da demenza e devo dire sono strumenti di mediazione culturale assolutamente straordinari, perché stabiliscono relazioni al di là dell'ordinaria amministrazione. Non è la razionalità ma è il cuore, diciamo così, che comanda e quindi aiuta le persone a stare meglio. Guarda, nel caso degli anziani poi affetti da demenza è straordinario, perché vivono 2 ore bene, dopo non si ricordano perché, però vivono 2 ore bene e però per noi questo è fondamentale, perché poter garantire momenti di qualità della vita alle persone, io sono convinto che sono momenti di qualità della vita anche per gli animali, francamente, anche se non possiamo improvvisare le cose, bisogna organizzarle bene, bisogna studiarle bene, bisogna mettere le situazioni in sufficiente sicurezza, ma questo insomma lo sappiamo. Dottore, però, la valorizzazione mi permetto di interromperla, perché da me, nel mio centro, veniva un gruppo di ragazzi con i genitori, eccetera, di quelli che chiamiamo diversamente abili. Alcuni di loro non si muovevano proprio, non avevano nessun movimento del corpo. Facevamo fare 2 giri accompagnati dai genitori, ma i cavalli cambiavano, i cavalli di fronte a loro, i cavalli proprio cambiavano atteggiamento, cavalli piuttosto nevrili, diventavano oltremodo affidabili, ed è incredibile. E poi vedere dipinta negli occhi di quei ragazzi la gioia di fare quei 2 giri di pista è una cosa impagabile. L'ho interrotto. Perciò dobbiamo riprendere, ecco, però dottor Pavan, io vorrei anche ritornare a queste violenze che abbiamo visto in certi istituti, in certi RSA, non uno solo ma diversi. Lei che ha sempre cercato di proteggere, di dare la massima sicurezza, come commenta questi non so, non vedevo, non sentivo, non ho mai visto niente? Non è possibile, l'ho detto anche prima con i recenti ospiti, prego. Beh, lascia che ti dica 2 cose. Prima hai chiesto a Borin di dire qualcosa sulla violenza maschile. Io credo che la violenza maschile sia frutto di una frustrazione. I maschi maturano una cultura maschilista e laddove trovano una donna, diciamo così, che non è più la mamma che accontenta su tutto e per tutto, non riescono a reggere, diciamo così, la frustrazione della negazione, che metaforicamente è la negazione della madre, insomma, e quindi reagiscono con la violenza, perché il modello della violenza è stato un modello maschilista per lungo tempo. Cioè, se il bambino vede il papà comportarsi in una certa maniera con la nonna, con la sorella oppure con la moglie, sono modelli di comportamento culturale che vengono assorbiti. Allora, se l'uomo è cacciatore e la donna è casalinga, vengono fuori queste cose. Quando poi nella evoluzione della società vengono a modificarsi questi ruoli, chi non riesce ad adattarsi tenta con la violenza di riportare le cose sotto il proprio ordine, e questo è un dramma fondamentale. Lo stesso dramma che viene vissuto all'interno delle organizzazioni quando si tratta di fare violenza nei confronti delle persone di cui bisogna prendersi cura. Guarda, io ho aperto questa mattina una conferenza da noi sul problema opposto, cioè su come gli operatori sociosanitari devono leggere alcune manifestazioni di violenza che possono venire dai pazienti oppure dalle famiglie. Allora il tema è proprio leggere le situazioni e cercare di governarle. All'opposto, l'organizzazione, così come deve leggere una probabile violenza che può venire esercitata dalla frustrazione di un parente o di un malato, perché magari ho ricevuto una cattiva notizia o per un disservizio, allo stesso modo una organizzazione deve sapere come dire, gestire le proprie risorse umane. Una organizzazione sana
può, anche all'interno di un'organizzazione sana, può manifestarsi una situazione di violenza, però l'organizzazione sana è in grado di percepire subito quel disagio, d'accordo? E di intervenire. Quando tu sei una persona violenta all'interno di un contesto organizzativo attento a queste cose, non fai a tempo di muoverti che sei subito fermato. Se invece tu hai le maglie larghe, dove ognuno fa quello che vuole, dove c'è l'omertà, dove hai paura di poter parlare di questo o dell'altro, è evidente che si crea un gruppo sovversivo violento di tipo opposto che mette in scacco tutti gli altri, ma allora vuol dire che a comandare quell'organizzazione lì non è più l'organizzazione ufficiale, è qualcos'altro di parallelo, è una mafia parallela di tipo violento che non va bene. Allora è una deriva della disorganizzazione, questo è quello che penso io. Sentiamo come commenta Paolo Borin. No, io non sapevo che si trattasse questo tema, però è un tema che non può essere, cioè è più che mai, è sempre. Le cose a cui faceva riferimento il dottore, mi piace sottolineare che siano estensibili, non sono di un settore, ma sono estensibili a tutto il vivere, se le regole le fa questa parte nostra, che è fondamentale, che è la parte sentimentale, che è la parte più dedita al benessere degli altri. Il fatto di vedere gli altri contenti è una roba bellissima, è una roba che non può non dare piacere. E invece sembra che predomini molto spesso quello di cui parlava il dottore, cioè queste leggi irrazionali che prevalgono e che determinano un determinato modo di pensare che francamente non si può. Torniamo ai cavalli invece, Borin. Io, come le ho detto, ho fatto ipoterapia, visto questo progetto a Villa Margherita, sposato dall'ULSS, dal CONI, dal CIP, con tutte le fragilità. E come dice lei, quando arrivavano questi ragazzi, ragazzine diversamente agili, come li chiamo io li chiamo diversamente agili, ma non mi piace diversamente abili, sono diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, che era il genitore che diceva a questo istruttore ma mio figlio non può salire perché guardi la gamba. E questo istruttore diceva: guardi che il cavallo non sta vedendo quello che dice lei, il cavallo non vede questo. Ecco, e suo figlio invece la sta sentendo che lei sta dicendo questo. E questi ragazzini che non riuscivano, abbiamo le immagini poi, perciò non è che racconti una storia incredibile, che non riuscivano a stare neanche ritti, proprio eretti, proprio erano curvi. Quando salivano sul cavallo vedevi che la loro schiena si raddrizzava e il cavallo aveva questa andatura dolce e loro lo seguivano. Prima volta che salivano, con la disperazione dei genitori che erano: oddio, adesso oddio. Capisce che siamo lontani 1000 miglia da quello che si potrebbe fare se questi genitori iniziassero veramente a capire di fare i genitori, delle volte mettersi da parte e lasciar fare a persone che riescono a capire forse di più chi è il loro figlio di quello che ha bisogno? Non è facile. Mettersi da parte di un genitore non è facile, è un'impresa. È talmente semplice la cosa, perché sa che si arrangiano. Cosa c'è chi ne dicevano gli altri? Sa che si arrangia? Sì, lascia che si arrangi. Cosa succede? Sei lì, non può succedere niente di irrimediabile, no? E il ragazzo, diversamente agile, come dice lei, che mi piace da morire questa definizione, saprà lui coinvolgere delle parti del proprio corpo che magari non riesce a rendere non riesce a muovermi in maniera corretta in una situazione analoga con i genitori che manifestano la propria apprensione.
No, Assa che Serangia. Sì, Marmeotti che viene in compagnia in scuola ancora a 14 anni, alti, grossi, con sta mamma, con sto papà che va a torlo, con sto macchino, ma quando volete che crescano questi ragazzi, dopo fanno quello che fanno, perché come dice Assa che Serangia, perché sennò si arrangia nella maniera sbagliata. Io qualche anno più di lei, sono andato a scuola la prima elementare, l'ho fatta a Sant'Elena. Eravamo in 60. La maestra veniva in bicicletta da Mogliano, si faceva il passo a barche a Casale, passava il passo a barche, passava per casa nostra, prendeva me e mio fratello, che è qua a Neve, il Modrio, fino cioè la seguivamo fino alla scuola. E poi aveva una bacchetta, poi non poteva dare Dio 60. E se tu facevi qualcosa che non andava, sapevi che dovevi mettere... Fermo Borin, perché devo far salutare Pavan, perché il tempo è finito. Come ci saluta, dottor Pavan? Ma vi inviterò ancora, prego. Beh, insomma, dai un saluto affettuoso a Borin, con l'invito così di continuare a fare questa azione con i cavalli. Un saluto affettuoso a te e un ricordo del fatto che le nostre residenze sono luoghi di vita per le persone. Per questo l'ho invitata, dottor Pavan, dobbiamo dirlo, sono luoghi di vita, non è vero che sono case di ricovero di una volta. Prego, dottor Pavan. Non sono magazzini per vecchi, ma sono magazzini per persone che sono vecchie e che cercano di vivere al meglio. Se una persona deve venire nelle nostre residenze per stare peggio di come stava a casa sua, è meglio che stia a casa sua. Questa è la regola. Quindi non è importante dove una persona abita, ma come una persona sta. Grazie al dottor Giorgio Pavan. Dottor Borin, Paolo Borin, anche lei è un medico dei cavalli, lo dico io. Come ci saluta Paolo Borin? Ma io vi saluto egoisticamente, proponendo a voi la lettura dell'Improbabile Gioia, che è una lettura breve, è 1 ora e mezza, è 1 ora e un quarto, diciamo, se avete una lettura facile, ma sarà una lettura facile. A me piace scrivere facile in maniera che tutti possano capire. È una storia bella che vede protagonista un cavallo, è una storia vera, è una storia che finisce bene. E possiamo dire anche, aggiungiamo, rispetto per gli animali, cominciamo ad avere rispetto per queste creature meravigliose che loro veramente ci amano nel vero senso della parola. Anche il più piccolo insetto, se tu lo prendi, lui è delicatissimo nei tuoi confronti. Siamo noi invece col dito là che schiacciamo, lei purtroppo. Una porta aperta, e perciò noi diciamo rispetto per tutti gli animali, perché fanno parte del mondo. Grazie a voi, la posta di Mirella.